Buongiorno a tutti, benvenuti. Eccoci. Ora senza luce io spero che l'argomentazione sia interessante abbastanza da tenere svegli, soprattutto gli studenti che sono su in cima. Dunque ancora benvenuti, saluto le autorità presenti in sala. Nel tempo del metaverso il tema è piuttosto intrigante. L'enogastronomia potrebbe assumere un nuovo aspetto, dovrà affrontare sfide nuove e soprattutto continuerà a svolgere il suo ruolo, il ruolo fondamentale che ha all'interno della società e nella cultura. Il tema è interessante e piuttosto complesso. Il tema che abbiamo scelto per questo incontro, per questo convegno che si inserisce all'interno dell'edizione 2023 della gara nazionale degli istituti alberghieri, è un tema davvero interessante che ci porta nel futuro. Il tema è il turismo enogastronomico di qualità nei tempi del metaverso. Saluto e do il benvenuto ai nostri relatori, alle nostre relatrici. Antonio Montanari, architetto e docente di scienze gastronomiche all'Università di Pollenzo, benvenuto. Marta Cottarella, direttrice Intrecci, l'Accademia di Alta Formazione di Sala e Accoglienza. Anna Maria Pellegrino, gastronoma, blogger, presidente e fondatrice dell'Associazione Italiana Food Blogger, che sono già accomodate con me. Saluto anche Gualtiero Carraro, autore e imprenditore digitale, Roberta Garibaldi che arriverà tra poco, docente universitaria in tourism management. Saluto poi Giorda Flaminia, alla quale affideremo le conclusioni, e Gualtiero Carraro, autore e imprenditore digitale, forse l'avevo anche già nominato. Grazie a tutti per essere qui e cedo subito la parola alla dirigente dell'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto per i saluti di benvenuto. Certo che non vederli è inquietante. Sì, perché da qua non si vede il volto di nessuno. Allora, benvenuti a tutti, benvenute alle autorità locali, al nostro sindaco, al vicepresidente della provincia, a tutte le autorità militari che sono presenti qui oggi, anche se in borghese. Un saluto particolare ai miei colleghi dirigenti scolastici, ai docenti e a voi tutti.
volevamo offrire in questo contest di gara nazionale un momento di riflessione sul futuro del turismo. Ieri sera, al termine dell'inaugurazione, io ho ricevuto una riflessione critica da parte di un genitore che è rappresentante in consiglio d'istituto e mi ha detto: preside, però bisogna fare qualcosa per l'accoglienza. E io tutta questa notte, già carica dalla festa che avevamo fatto in piazza, ho cercato di capire che cosa mi volesse dire, perché in realtà la nostra accoglienza turistica ha fatto un lavoro meraviglioso nel progettare gli itinerari turistici che saranno offerti ai nostri ospiti in queste giornate. E allora mi chiedevo: ma come mai mi hanno detto questo? E mi sono data questa risposta. In effetti, quando abbiamo celebrato i nostri istituti in piazza, le eccellenze italiane, abbiamo parlato dei ragazzi che in quel momento stavano cucinando, dei ragazzi che in quel momento stavano servendo, ma non abbiamo dato nessuno spessore all'accoglienza turistica. Mentre l'accoglienza turistica deve diventare un habitus territoriale perché esista un turismo di qualità. E quindi ecco perché è importante riflettere sulla qualità dell'offerta enogastronomica, dell'offerta turistica. Ed ecco perché ringrazio moltissimo i relatori che hanno aderito a questo convegno, perché loro ci daranno degli spunti di riflessione proprio per riuscire a progettare un turismo di qualità. Io vorrei ringraziare anche un nostro partner che mi sono dimenticata di ringraziare ieri e che è il Comitato della Primavera del Prosecco Superiore, perché con loro organizziamo proprio dei percorsi che non solo aiutano quelli che sono gli allestimenti per le mostre all'interno della Primavera del Prosecco, ma grazie ai nostri studenti di accoglienza turistica promuovono il territorio, ed è una collaborazione che con noi e con gli altri istituti del territorio dura da anni, proprio perché il senso è quello di promuovere il territorio a 360 gradi e l'accoglienza del cliente è fondamentale. Auguro a tutti un buon ascolto, raccomando ai miei figliuoli di mostrare il meglio di sé. Grazie. Grazie. Lo lasciamo acceso. Lo lasciamo acceso perché ora c'è il saluto del sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti, io intendo portarvi il saluto dell'intera città. Prego, prego. Se no cedo il mio. Grazie. Buongiorno a tutti, io intendo portarvi il saluto della città intera, darvi il benvenuto per queste giornate importanti che noi riteniamo essere importanti. Io ho già fatto i complimenti alla direttrice, agli insegnanti dell'Istituto Beltrame per il loro successo, per i loro successi che ultimamente stanno inanellando con una importante frequenza. E ieri ho fatto i complimenti per come avevo organizzato l'apertura delle 3 giornate. Oggi mi ripeto i complimenti perché l'Istituto ha voluto approfondire il tema, oltremodo, ripeto, importante, che noi riteniamo tale, anche con un convegno dove si possa approfondire il tema e dove lo si possa mettere in relazione col mondo e con l'evoluzione di questo. Se non si guarda avanti, se non ci si organizza per tempo, si è comunque sempre un po' perdenti, e io confido
che l'Istituto Beltrame possa continuare sempre con la sua verve, la sua capacità e la sua visione che guarda in avanti. Buon lavoro a tutti. Grazie Sindaco. Ora chiamerei sul palco per un breve saluto Giuseppe Carlet, che è presidente del GAL Alta Marca. Abbiamo parlato dell'importanza del turismo, del territorio e insomma il GAL è un protagonista assoluto. Prego Presidente. No, questo è morto. Buongiorno a tutti e grazie alla Preside dell'Istituto Beltrame per questo invito. Un grazie al lavoro che state facendo con i vostri studenti, grazie anche a loro che stanno promuovendo assieme a tutti gli altri enti del territorio questo nostro bellissimo territorio. Fare sinergia è determinante. Ci tenevo molto a essere presente a questo convegno perché si parla di cibo e io ci tengo perché primo sono un contadino che produce cibo, secondo sono presidente del GAL Alta Marca da 8 anni e la sua missione è quella di promuovere il territorio attraverso i prodotti tipici, per cui ben volentieri sono qua. Il GAL Alta Marca ha voluto con forza istituire un ente previsto da una legge nazionale che è il distretto del cibo. Stamattina mi sono permesso di portare un regalo alla Preside, che è le prime attività che stiamo facendo come distretto del cibo per promuovere i prodotti tipici del nostro territorio. Un legame importantissimo, vorrei solo ricordare che abbiamo un prodotto principe che è il Prosecco, ma voglio ricordare, ed è per questo che stiamo facendo questo lavoro, legare il Prosecco agli altri prodotti che si dicono minori ma non sono minori, sono pari al Prosecco importanti, perché l'enogastronomia non andrebbe avanti senza gli altri prodotti, per cui questo nostro lavoro, oltre naturalmente ad avere la possibilità poi di, attraverso i bandi che usciranno dal Ministero delle Politiche Agricole, perché il distretto del cibo è riconosciuto a livello ministeriale e quindi potremo anche aiutare a livello economico le nostre aziende a sviluppare quelle attività importantissime che sono non solo le aziende vitivinicole, che ne abbiamo tantissime, ma quelle aziende agricole, e molti giovani si stanno oggi impegnando, che sono di allevamento di capre, suini e quant'altro, che poi c'è un sistema che si chiama PPL, piccole produzioni locali, importantissimo, e che sono quei prodotti che aiutano a diventare famosa, che è già famoso, l'enogastronomia del nostro territorio. Questo lo considero determinante, importante, e quindi io vi ringrazio per questa opportunità e un felice lavoro e in bocca al lupo ai ragazzi che si stanno impegnando. Grazie infinite. Grazie Presidente, magari ecco, spostiamo il regalo, lo consegniamo dopo. Dicevamo ieri sera che questa manifestazione fa incontrare la scuola e il territorio e con il programma di visite al territorio, e speriamo che Giove Pluvio ci grazie nei prossimi giorni, c'è un'azione deliberata di promozione di questa terra con particolare riferimento al contesto culturale delle colline UNESCO, e abbiamo con noi il direttore Giuliano Vantaggi che invito ad avvicinarsi per un breve saluto. L'Associazione Colline UNESCO, Conegliano Valdobbiadene. Buongiorno, grazie a tutti per l'invito, complimenti agli organizzatori, mi è piaciuto moltissimo il discorso della Preside, avete una super Preside, e perché l'accoglienza è importante, voi ragazzi sarete uno dei primi biglietti da visita che ci sono quando il turista arriva, quindi sarete o il primo a vederli o il secondo, perché di solito il primo è il receptionist, però rendetevi conto della vostra forza e della vostra, diciamo, capacità di raccontare il territorio. Sarà importantissimo per noi e sarà importantissimo che traspaia l'amore che avete per questa terra quando arriverà il turista del futuro a trovarci. Grazie. Laconico, grazie. Grazie Giuliano Vantaggi. Infine vi presento, invito sul palco Martina Bertelle, vicepresidente della provincia di Treviso. Breve saluto anche per lei, rappresenta la Marca trevigiana con tutte le sue peculiarità
Vicepresidente. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto ai relatori, un saluto anche alla dirigente scolastica che ringrazio per l'invito, a tutti gli insegnanti e altri dirigenti presenti e ai ragazzi e le altre autorità. Io vi porto anche i saluti del Presidente Stefano Marcon che ha delegato me per questa bellissima mattinata insieme a voi. Io nelle mie occasioni pubbliche ho avuto modo e ho modo spesso di incontrare i ragazzi degli istituti alberghieri di ristorazione della provincia di Treviso e vedo sempre davvero tanta cura nel servizio, nella cura dell'ospite e anche nei piatti che preparate. Noi trevigiani siamo molto attaccati alla nostra cultura enogastronomica, ci teniamo tantissimo, però è anche vero che bisogna stare al passo con i tempi e questo convegno penso sia proprio un momento di riflessione, come diceva prima di noi la dirigente, con uno sguardo verso il futuro, ma io credo che questo sia già il presente ormai e abbiamo bisogno, e soprattutto le scuole hanno bisogno di rinnovarsi perché chi arriva nella nostra terra arriva anche da paesi che prima non accoglievamo, quindi bisogna essere anche aggiornati nelle culture che arrivano, diverse dalla nostra, e anche fare uso della nuova tecnologia che, guardate, è in continuo rinnovamento, ma questo lo dirà chi poi sarà appunto protagonista di questo convegno. Quindi credo sia un'occasione unica per gli istituti che arrivano da fuori provincia, ma anche per i nostri, e spero veramente che sia un momento di grande rinnovamento e riflessione. Quindi grazie davvero all'Istituto Beltrame per questa occasione. Non è solo una gara, ma è anche un momento per i ragazzi per stare insieme e divertirsi, quindi prendetela anche come un divertimento, ma non troppo, insomma, come diceva prima la dirigente. Quindi grazie e buona giornata a tutti. Grazie Martina Bertelle. Allora entriamo nel vivo. Sentiamo spesso, sempre più spesso, parlare di metaverso e di intelligenza artificiale, un tema che incuriosisce, che appassiona, ma un tema che spesso mostra anche dei toni inquietanti. Insomma, è un tema che solitamente divide. Si tratta di un mondo parallelo, digitale, 3D, in cui è possibile muoversi, fare acquisti, partecipare ad eventi attraverso un avatar. Che lo vogliamo o no, è la realtà virtuale, ma è già realtà. La domanda è possibile, auspicabile trasferirvi l'enogastronomia, il turismo enogastronomico di qualità, e ancora e soprattutto ha un senso portare il settore del gusto all'interno di un mondo che si basa soprattutto sulla sensibilità di vista e udito? Queste sono le domande alle quali cercheranno i nostri ospiti di dare delle risposte, di farci ragionare. Molte aziende di fatto, soprattutto nel settore vitivinicolo, stanno già sperimentando con successo il mondo virtuale. Altre si stanno avvicinando, penso ad esempio al consorzio di tutela del prosciutto di San Daniele, si sta avvicinando, e anche in questo caso con successo. È un modo per stare al passo con i tempi? Sono tantissime le domande. Certamente si tratta di un'occasione per creare nuovi livelli di interazione, valorizzando in questo caso la socialità e la multisensorialità e portando su un altro livello, diciamo, il zoo politicon di antica memoria. Insomma, un tema stimolante che affronteremo in modo anche trasversale, obliquo, e cercando di alzare il vertice ottico. E allora cominciamo con il dire che quando ci riferiamo all'enogastronomia e alla ristorazione, la parola d'ordine è progettare, perché dietro a un pasto e anche a un semplice piatto c'è un lavoro
complesso che impone interdisciplinarietà. Il microfono quindi al professor Antonio Montanari, architetto, progettista turistico alberghiero, insegna scienze gastronomiche all'Università di Pollenzo. Tema del suo intervento: una buona progettazione per un'iniziativa imprenditoriale di successo. Prego. Buongiorno a tutti. Mi riallaccio all'ultimo accenno che è stato fatto. In realtà il tema del metaverso è estremamente complesso, estremamente interessante, ma prima, e dico purtroppo, è necessario capire e entrare nel concetto di progetto, che nel mondo ristorativo e ricettivo è quasi messo da parte o dato per scontato, senza capire di fatto cosa significa progettare, cosa significa e che metodologia va seguita fin dall'inizio. È chiaro che qualsiasi iniziativa imprenditoriale, e voi lo sarete direttamente o indirettamente coinvolti, qualsiasi iniziativa imprenditoriale prevede la necessità di progettare, cioè di capire e portare avanti tutti i concetti. Oggi purtroppo, da quello che vedo io e da quello che vivo io quotidianamente da anni, il concetto del progetto è sottostimato, è sottovalutato, perché la progettazione avviene non, come è stato detto adesso, in modo interdisciplinare e complesso, ma in modo frazionato, senza capire tutti gli elementi che entrano nella progettazione. Allora, nei momenti che mi hanno messo a disposizione, io cercherò di innanzitutto illustrarvi che cosa bisogna capire per iniziare il processo progettuale. Allora, incominciamo a capire cos'è la ristorazione e la ricettività, perché queste due cose alla fin fine oggi si stanno interagendo o addirittura condizionandosi reciprocamente. La ristorazione e la ricettività è un fenomeno molto complesso, dove entrano aspetti diversissimi, aspetti tecnici, produttivi, sociali, economici, gestionali, psicologici. Non è necessario, non è sufficiente, per meglio dire, capire e conoscere gli aspetti del cuocere, le ricette. Esistono milioni di libri di ricette, esistono pochissimi o nulli libri che parlano del progetto, di come si fa un progetto. Allora, come voi progettate la vostra vita, ve la immaginate, allo stesso modo dovete capire e mettervi in testa che qualsiasi attività imprenditoriale è destinata al fallimento se il progetto non viene sviluppato in tutte le sue parti. Allora, bisogna capire che per progettare bisogna conoscere, una conoscenza completa di tutto il sistema ristorativo, cioè capire quello che chiamiamo sistema ristorativo, food system. Conoscenza che va sviluppata in ottica interdisciplinare, di cui voi sarete i registi e poi vedremo gli attori di questo processo. E tutto questo viene concretizzato dalla progettazione gastronomica. Vediamo allora quali sono i concetti fondativi della progettazione, del progetto. Abbiamo detto che è una scienza multidisciplinare, abbiamo detto che sviluppa un progetto per la ristorazione e arriva a dare il sistema food. Ma che cosa dobbiamo capire? Dobbiamo capire tutti questi aspetti di cui, seppur velocemente, darò piccoli cenni. La storia. Non dimentichiamo che l'origine della ristorazione è il bisogno di sopravvivenza. Oggi il bisogno di sopravvivenza è legato solo a parti del mondo, non a noi. Noi mangiamo perché scegliamo di mangiare. Come scegliamo di mangiare?
il fuori casa. 50 anni fa, 60 anni fa, 70 anni fa il fuori casa non esisteva. Tutti mangiavano in casa. Oggi la maggior parte delle persone mangiano fuori casa o mangiano a casa prodotti realizzati fuori casa. Quindi vedete che il fuori casa è quello che determina moltissimo le nostre scelte e che va capito come nasce, quali sono i valori in gioco. La ristorazione muove un fatturato, tra virgolette, superiore a quello degli aspetti energetici, se coinvolgiamo tutto il processo. Dobbiamo capire che esistono tantissimi tipi di ristorazione. Schematicamente li possiamo dividere in due grandi categorie. La ristorazione sociale, che è quella dei grandi numeri. Voi avete mangiato a scuola, durante la scuola dell'obbligo, pasti prodotti dal vostro comune. Questi pasti assommano a milioni al giorno. Grandi città come Milano devono dare da mangiare a 80.000 bambini al giorno, tutti i giorni, per 200 e rotti giorni all'anno. Gli ospedali, le carceri, i militari e così via. Quindi la ristorazione del sociale, su cui potete essere coinvolti, è quella dei grandi numeri. Poi abbiamo la ristorazione commerciale, cioè quella dove di fatto ciascuno di noi sceglie di andare a mangiare, ma con che criteri di scelta? Quello economico e quello qualitativo. Quindi già capire cosa significa ristorazione è un primo passo per il processo di progettazione. Poi bisogna capire i gesti, il sistema produttivo. Sicuramente voi conoscete cosa significa la cottura sottovuoto, ma spesso mi sento dire la cottura a induzione. Non esiste la cottura a induzione. L'induzione è un'attrezzatura per cuocere, ma non è una cottura a induzione. In futuro, e si sta parlando, e vedremo un accenno, sperando di farcela ne stare 15 minuti, si sta pensando di cuocere anche con l'induzione, ma è tutto un altro discorso. Quindi vedete l'interazione tra il discorso produttivo e il discorso scientifico-tecnologico, quindi la comprensione del processo produttivo, senza confondere terminologie, perché già la terminologia è qualcosa che è disordinata oggi. Ci sono espressioni catering non molto chiare. Quindi gli strumenti, le attrezzature, che sono quelle che permettono di sviluppare il processo produttivo, ma le attrezzature non sono solo quelle di cottura. Ogni attrezzatura ha una sua dignità e una sua collocazione. La macchina di lavaggio ce l'ha alla pari dei fuochi. I luoghi, cioè dove, i luoghi, cioè gli spazi, quelli che voi normalmente chiamate cucine, io cerco di chiamarli aree produttive, perché di fatto il cuocere è un pezzetto del processo che, se sviluppato male, può uccidere il prodotto finale, ma allo stesso modo anche un piatto non perfettamente pulito, quindi una macchina di lavaggio che non funziona, rovina la qualità di un prodotto. Quindi la qualità è una globalità di risultati che passano e si determinano in ogni momento del processo produttivo. Processo produttivo che parte dall'acquisto del prodotto, arriva alla bocca del cliente o utente e si conclude con i rifiuti, si conclude con la capacità di essere sostenibili in termini globali.
il futuro delle attrezzature, o meglio di tutto l'aspetto ristorativo, è un altro elemento da tenere in considerazione, perché nel momento in cui si progetta ci si deve porre anche il problema: fra 2 o 3 anni cosa succederà? E allora il progetto viene modificato o adattato alla possibilità di flessibilità. Molto sinteticamente, la base del progetto nasce da una considerazione. Credo che tutti voi conosciate il concetto di buono, pulito, giusto di Slow Food, di Carlo Petrini, ma che voi lo condividiate o no non ha importanza. È una logica, chiamiamola una filosofia, che ha un suo rispetto, ma ha una sua logica anche in ambito di progettazione. Parlando di architettura, Vitruvio definiva 3 aspetti del buon progettare: utilitas, firmitas e venustas, cioè 3 aspetti che, determinati, accostati al buono e pulito giusto, tendono a creare un triangolo che, con tutte le scelte, con tutti gli aspetti della singola progettazione, determina un equilibrio. Solo un progetto equilibrato può dare un risultato e può portare quell'iniziativa imprenditoriale al successo. Se uno di questi aspetti è carente, deve essere capito e si devono porre le basi per la conoscenza di questa carenza. Ho difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, devo trovare delle soluzioni adatte. Ma quali sono le basi, o meglio le fasi e gli attori del processo progettuale? Gli attori sono alla base il committente, i clienti intesi come coloro che utilizzeranno questo esercizio ristorativo o ricettivo. Tutti gli enti autorizzativi, attenzione, partiamo dal vertice, dalle leggi nazionali, e scendiamo man mano, secondo tutti gli aspetti: urbanistico, edilizio, igienico-sanitario, antincendio. Oggi, curiosamente o giustamente, contrariamente a ieri si ragionava in termini di gas. Oggi nella ristorazione commerciale si tende esclusivamente a ragionare in termini di elettricità. I fuochi aperti non hanno più significato se non psicologico per alcuni chef, che dicono: io cuocio meglio sulla fiamma. Scientificamente non è vero, è solo un fatto psicologico. Ma nel momento in cui io ho un impianto esclusivamente alimentato con energia elettrica, ho tantissimi vantaggi sia di sicurezza che economici, perché fare la manutenzione di una macchina alimentata elettricamente costa molto meno di una macchina alimentata a gas. Quindi tutti gli enti autorizzativi di controllo, igiene alimentare, barriere architettoniche. Ma chi sono i tecnici del progetto? Sono i tecnici che valutano l'aspetto urbanistico, edilizio, gli impianti. E per impianti, attenzione, nel mondo della ristorazione c'è un impianto che è fondamentale: le fumane. Facendo qualsiasi tipo di cottura, con qualsiasi tipo di attrezzatura, si determinano delle fumane. Le fumane vengono aspirate dalle cappe. Le cappe disperdono in ambiente questo calore e questo fumo. Solo questo tema coinvolge la sostenibilità, il rispetto ambientale e il recupero di energia. Quindi oggi, che si parla tanto di sostenibilità, nel mondo della ristorazione siamo al livello inferiore rispetto a tantissimi altri mondi industriali. Noi sprechiamo a produrre un pasto una quantità di energia che è anche difficile valutare.
proprio perché non c'è un concetto scientifico del progetto. Abbiamo dei dati molto relativi, ma alla base c'è che non abbiamo dei dati seri. I fornitori, attenzione, ogni fornitore nel momento in cui voi iniziate un'attività imprenditoriale deve essere inquadrato in un progetto che mette ciascuno al proprio posto. E voi come registi di questo processo dovrete mantenere questi fornitori nei loro limiti. Non è più il caso di dare la progettazione degli ambiti produttivi, cioè delle cucine, ai produttori di attrezzature, perché non ha significato. Bisogna saper capire che cosa vi forniscono e che cosa di cui voi avete realmente bisogno. Poi le fasi del progetto. Le fasi del progetto sono essenziali. È essenziale partire da un concept, da uno studio di fattibilità vero, una fattibilità economica, gestionale, con il vostro ruolo del gastronomo, come può essere chiamato. Poi la fase di progetto burocratico, cioè gli aspetti che abbiamo visto prima, delle norme, il progetto esecutivo e quindi la scelta di chi realizza l'opera attraverso le offerte o gli appalti, a seconda che sia un'attività ristorativa pubblica o commerciale privata. La realizzazione. Spesso, quando magari forse esiste un progetto, si assiste a una realizzazione sommaria, senza un controllo, casuale. E anche questo fa parte della logica di progetto. I costi del progetto sono dei costi che rispetto ai costi di realizzazione sono estremamente limitati, ma non possono essere ignorati, ci devono essere. L'inizio dell'attività operativa, la SCIA, non dimenticate che oggi siete voi responsabili dell'inizio dell'attività ristorativa. Quindi aprite il vostro locale senza aver avuto pareri preventivi e quindi il progetto deve essere stato coerente e risolutivo di tutti gli aspetti, igienico-sanitari, produttivi e così via, di sicurezza. La manutenzione. La manutenzione viene spessissimo ignorata e rientra nel progetto. Infatti negli appalti pubblici ci sarebbe l'obbligo del piano di manutenzione. Da parte dei privati la manutenzione futura viene spesso ignorata, ma anche la manutenzione va progettata, va programmata. La sostenibilità, ho già fatto un accenno prima, ci rendiamo conto che oggi molti parlano di sostenibilità come aspetto pubblicitario, come aspetto di marketing e non come aspetto realmente ambientale o della capacità di ridurre i costi energetici e quindi l'inquinamento. E questo spesso mi sento dire: ah, ma io risolverò con i pannelli fotovoltaici o con i pannelli solari. Ma ci rendiamo conto che una cucina anche di medie dimensioni ha una necessità di 100-120 kW e prima di avere del fotovoltaico che mi dà 100-120 kW ho bisogno di metri quadri che certamente quell'esercizio non ha a disposizione. Quindi anche qui la scelta nasce da una corretta e equilibrata progettazione. Quali sono sinteticamente i gesti che vanno considerati? Io nel mio libro ho detto: il DNA di produrre un pasto ce l'abbiamo dentro di noi. Se noi valutiamo come facciamo da mangiare a casa nostra, ci rendiamo conto che allo stesso modo a livello professionale le fasi sono le stesse.
Cambiano i nomi, ma di fatto sono le stesse. Vediamole sinteticamente. La prima domanda che mi devo porre è: cosa devo far da mangiare? Per chi? Quindi, scusate. Professore, mi permetto di scandire il tempo perché Sì, mentre scusate, uno parla non si velocissimo, rende ma sono andato conto, in siamo già a crisi. 20 minuti. Oh no. Scusami, mandamelo indietro. Mandamelo indietro, grazie. Ecco, scusate. Questi gesti quotidiani passano attraverso queste veloci domande. Per chi devo far da mangiare? Quindi il menù. Per quanti? Quanti siamo? Che spesa devo fare? L'ordinativo dei prodotti. Quando mi arriva la spesa, dove ripongo? Mi viene spontaneo di mettere gli spaghetti nella parte alta o il riso nella parte alta. Perché? Perché il riso e gli spaghetti temono l'umidità, quindi non lo metto in basso. Devo preparare il mio prodotto, lo devo lavare. E allora zone di preparazione. Devo cuocerlo. Devo servirlo, quindi la distribuzione. Devo riporre gli avanzi, quindi conservare. Devo lavare. Devo vuotare la pattumiera. Vedete che queste fasi ve le ritrovate in qualsiasi cucina professionale e vanno viste singolarmente, analizzate. Qui io vi ho riportato degli esempi progettuali. Queste slide sono a vostra disposizione, soprattutto per capire la complessità e la diversità tra i vari progetti. Partendo dai centri cottura, quindi dalla ristorazione collettiva, di diverse dimensioni. Scusate, sei impallato. Questo è un centro cottura, per esempio, del Comune di Milano, che produce 10.000 pasti. Vai avanti, grazie. Questa incomincia la ristorazione sempre collettiva ospedaliera. E non vanno avanti, per favore, me le può mandare avanti. L'aziendale, che sta subendo un'evoluzione fortissima, dalla mensa operaia al ristorante aziendale. Addirittura incominciamo ad assistere che all'interno della ristorazione aziendale si insediano dei format. McDonald's entra nella ristorazione aziendale. L'alberghiero, che è una forma di commerciale con le sue esigenze varie, perché l'alberghiero deve poter dare a livello ristorativo servizi diversi, dal room service ai congressi al ristorante, a seconda della tipologia ristorativa. Scusi, me lo mandi avanti perché il commerciale in tutte le sue forme diverse, dall'etnico al McDonald's e così via, alla pizza, alla ristorazione mobile che può essere di grandi numeri. Esistono dei mezzi mobili, dei tir che danno negli eventi migliaia di pasti. Esistono i piccoli mezzi specializzati in un tipo di menù. Come pure il mondo della ristorazione mobile intesa aerei, navi. Avete in mente cosa significa una nave da crociera? Il numero di pasti, 1500-2000 ospiti e 1000 persone di equipaggio, 3000 persone che devono mangiare prima colazione, pranzo, cena, evento.
Quando la Costa Concordia è andata a scogli, aveva un prodotto, una quantità di prodotto al proprio interno enorme. Il futuro ristorativo. Quale sarà il futuro ristorativo? Il futuro ristorativo è orientato essenzialmente su dei motori diversi che si fanno man mano scoprendo. Il Covid ci ha fatto scoprire il Deliveroo, ci ha fatto scoprire il servizio a casa, ci ha fatto scoprire nelle grandi città del nord il consumo all'esterno nei dehors, che in Italia praticamente esisteva poco. Oggi è diffuso. Quindi motori nuovi di tipo diverso, ma alla base dei quali c'è certamente la sostenibilità, la ricerca tecnologica e la capacità di progettare. Il futuro dei luoghi è l'equivalente di quello che vi ho detto, dove le proposte saranno sempre più differenziate. Si cercherà sempre più di accontentare, tra virgolette, la richiesta dell'utente, sotto tutti gli aspetti, dall'aspetto economico all'aspetto qualitativo, all'aspetto della scoperta di nuovi sentieri del gusto, di nuovi percorsi. Infine, il futuro delle attrezzature e della tecnologia sta avvenendo sotto traccia, stanno nascendo tecniche nuove, per esempio le alte pressioni. Se voi oggi avete un'aragosta, consumate il prodotto di questa aragosta al massimo al 70%. Sottoponendo l'aragosta ad alte pressioni, tutto quello che è la parte morbida, carnea, si stacca e viene consumata al 100%. Questa è sostenibilità, è utilizzo completo del prodotto. Si stanno studiando attrezzature di cottura che combinano non solo, come avviene oggi, le 3 attività di un forno trivalente, ma anche l'induzione per accelerare i tempi di cottura. Quindi questo è il futuro che avremo davanti, tecnologico. Campi elettrici, per esempio. Innaffiando un orto con l'acqua elettrolizzata si ottiene un prodotto che ha una maggiore durata. Tutto questo ci porterà a un futuro gastronomico complessivo e quindi vi ringrazio. Quindi la ristorazione è una scienza e come tale ha le sue regole logiche e dinamiche, grazie al professor Montanari. Logiche e dinamiche che si intersecano con la formazione inevitabile, che contribuiscono a definire qualità e professionalità dell'accoglienza. La parola ora a Marta Cottarella, direttrice di Intrecci, l'Accademia di Alta Formazione in Sala Accoglienza. Chiedo ai relatori la cortesia di stare nei tempi e chiedo inoltre al pubblico e ai ragazzi in sala di mantenere un comportamento corretto e dunque silenzioso. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare l'ADS per averci invitato in questo posto, in queste terre che per la mia famiglia significano molto, perché in queste terre è iniziata la storia enologica della mia famiglia. Io vengo dal mondo del vino e mio zio si è diplomato a Conegliano Veneto esattamente 50 anni fa. Hanno festeggiato la settimana scorsa proprio con la vecchia classe dell'istituto i 50 anni dal diploma. Quindi la nostra storia imprenditoriale nasce da qui e nasce dalla formazione. Quando l'ADS ci ha invitati a parlare della qualità dell'accoglienza, ho cominciato a ragionare su 2 termini che rappresentano il nostro titolo: qualità ed accoglienza. Il tema della qualità, il significato di qualità è difficile da spiegare, si trovano tante definizioni sui vocabolari, ma è difficile poi concretamente capire che cos'è la qualità. La definizione più ricorrente googolando è quella della capacità di un bene o di un servizio di soddisfare dei bisogni
espliciti ed impliciti. La mia attenzione è caduta sui bisogni impliciti, perché i bisogni espliciti sono in qualche modo facili da soddisfare, sono visibili, misurabili, concretizzabili, ma i bisogni impliciti non sono sempre gli stessi. Rispetto ai milioni di ospiti che arrivano in Italia ogni anno, quali sono i bisogni impliciti di ciascuno? E qui, secondo me, gioca un ruolo fondamentale la formazione, il percorso che voi state facendo di educazione, di conoscenza, di cultura, di formazione all'accoglienza. Nel periodo di Expo 2015, all'interno dell'azienda di famiglia abbiamo cominciato a ragionare sul passaggio generazionale. Noi siamo 3 sorelle in un mondo che ancora è molto maschile, quello del vino, e siamo 3 sorelle, nessuna delle 3 è agronomo o enologo. Quindi come si porta avanti un'azienda che fa vino senza avere delle conoscenze tecniche relative al mondo del vino? È ovvio, siamo cresciute nel mondo del vino da bambine, però tra raccontarlo, spiegarlo e farlo c'è una bella differenza. E allora abbiamo cominciato a ragionare su quelle che erano le nostre caratteristiche, e questo è un invito che faccio anche a voi ragazzi, che pensate molto e ragionate su quelli che sono i vostri talenti e su come potete metterli in pratica. Soprattutto partite dai vostri limiti, perché forse è la parte su cui bisogna lavorare di più. Il nostro limite era la conoscenza tecnica, ma c'era un grande entusiasmo nel racconto del vino, e quindi ragionando con i vari referenti del mondo della ristorazione e dell'ospitalità con i quali entravamo in contatto per raccontare il nostro vino, quello che era venuto fuori in quegli anni era il grande salto qualitativo che aveva fatto il mondo della ristorazione, grazie a percorsi formativi post diploma che erano nati di altissimo livello, grazie ad Expo, grazie ai media, all'attenzione che era stata posta sul mondo della cucina. La stessa cosa non era avvenuta nel mondo del servizio, e quindi si era venuto a creare un grandissimo gap qualitativo tra la produzione all'interno dell'azienda ristorativa e il settore della vendita e del racconto, che è la sala. E quindi con le mie sorelle abbiamo immaginato di creare un percorso formativo post diploma che si occupasse esclusivamente di sala. Per noi è stato veramente difficile, perché non avevamo dei modelli, e nella vita avere dei modelli invece è in qualche modo rassicurante, perché ispirarsi ai migliori aiuta a migliorarsi. Noi non avevamo un modello, quindi abbiamo lavorato incessantemente per 3 anni con i maître fondamentalmente, quindi con chi di quel settore aveva fatto la propria professione, per capire quali erano le caratteristiche che mancavano a livello formativo al personale di sala che si riferiva ai ristoranti nella ricerca di lavoro. E abbiamo immaginato un primo percorso formativo che ha 2 caratteristiche fondamentali. Da un lato la numerica, noi ospitiamo massimo 25 ragazzi ogni anno, per seguirli in modo sartoriale, e poi vi spiegherò perché. Vi dicevo, una caratteristica è la numerica e l'altra è la residenzialità, quindi noi chiediamo ai ragazzi di vivere all'interno del campus per 6 mesi. Questo perché? Perché l'accoglienza non è solo quella che si rivolge all'esterno, all'ospite, l'accoglienza è anche quella all'interno di una squadra di lavoro. Una squadra che funziona riesce a fornire un servizio migliore, e quindi vivere insieme aiuta i ragazzi a percepire i bisogni impliciti del loro compagno di banco, del loro compagno di lavoro, dell'altro componente della squadra. 25 ragazzi che non si conoscono, che arrivano nel campus senza essersi mai visti prima, e quindi
hanno necessità anche di supporto del personale scolastico per entrare in un mondo che è non solo professionalmente nuovo, ma è a livello emotivo e personale nuovo. Per noi questa è l'accoglienza. L'accoglienza parte dall'accoglienza della persona più vicina, per poi potersi rivolgere a chi viene da lontano e quindi essere in grado, tramite strumenti anche formativi, ovviamente anche tecnici perché fa parte del gioco, però essere in grado di soddisfare il bisogno implicito di chi abbiamo davanti in qualche modo prima che venga espresso. A me piacerebbe a questo punto mandare il video per raccontare un po' quello che è l'Accademia e poi continuiamo. Da una parte c'è l'idea del sogno. Il nostro sogno è fare un'accademia di alta formazione di sala ad altissimo livello, però poi bisogna abbassare la testa e lavorare tutti i giorni per realizzarlo, perché i sogni non è che si avverano perché sei fortunato, i sogni si avverano perché ci lavori. Intrecci inteso come intrecci, noi tre, le tre sorelle, le tre Cotarella, ma anche inteso come coraggio, curiosità, cultura, che sono un po' i valori che ci accompagnano da sempre. Il teatro ha un ruolo fondamentale, il teatro è un po' una palestra di vita, no? Ti mette a confronto con il pubblico, sei solo sul palcoscenico, la sala alla fine è un palcoscenico. Il lavoro di squadra è fondamentale per l'eleganza, i tempi e anche poi ovviamente il lavoro tra la sala e la cucina, quindi l'intreccio tra i due reparti. Ecco perché l'idea del campus residenziale. Il coraggio va attivato, va stimolato. E quale migliore occasione per stimolare il coraggio di questi ragazzi vivendo con loro, condividendo anche lacrime, sorrisi. È un progetto di testa, ma soprattutto è un progetto di cuore. Assolutamente li farei intrecci anche domani, subito. I sogni sono desideri. Allora, intrecci è il sogno, un sogno che avevamo nel cassetto. È un sogno per noi tre, ma è anche un sogno per i ragazzi. Molte persone all'inizio hanno criticato la nostra scelta di fare intrecci a Castiglione in Teverina. Poi è stata apprezzata anche dai ragazzi che in realtà ogni anno si integrano perfettamente con le persone del luogo, quindi fanno amicizia con la signora che la mattina li saluta dalla finestra, con il proprietario del bar che magari gli offre qualche volta un aperitivo, con le persone del luogo. Se oggi non fa figo fare il professionista di sala, lo diventerà. Ma lo diventerà attraverso un percorso di formazione specifico. Il grande chef viene a scuola per far capire, facendolo ovviamente, l'anima di quel piatto. E se tu capisci l'anima e lo racconti, è un'esperienza che si porterà nel cuore da sempre. Noi abbiamo sempre associato docenti che vengono dal mondo del lavoro, quindi chi ha fatto di quella particolare professione la sua vita. Ad oggi non esiste un'altra accademia come Intrecci. Intrecci sta diventando, diciamo, quasi sinonimo di sala e questo a noi ci fa piacere, anzi, questo è l'obiettivo. Diciamo che l'Accademia si trova in un posto di sogno, il che aiuta. Allora, è stata una scelta difficile quello di impiantare un'accademia in un piccolo borgo, però è stata una scelta vincente. Perché racconta l'Italia. L'Italia è il paese dei borghi e facendo arrivare i ragazzi, i docenti, il personale, le famiglie, tutti coloro che sono coinvolti nella vita accademica all'interno di un borgo, si è riuscito anche a valorizzare quello che il borgo può offrire. Dall'altro lato questo ci consente di far mantenere l'attenzione agli studenti non avendo moltissime distrazioni intorno e quindi è anche un percorso, se volete, difficile perché svolgere il percorso di Intrecci in un borgo piccolo come Castiglione permette l'attivazione del coraggio di cui si parlava all'interno del video e permette ai ragazzi di capire se quella è la scelta di vita professionale che vogliono effettivamente fare e quindi
tirar fuori i propri talenti, tirar fuori le unghie, immaginare un percorso professionale che duri tutta la vita, perché poi il mestiere della sala è un mestiere difficile. Si parla molto del mondo della cucina, si parla ancora troppo poco dell'altro lato, dell'altra faccia della medaglia. Quello che diceva il professore è assolutamente condivisibile. Un piatto deve uscire perfetto dalle cucine, ma poi bisogna saperlo raccontare. Il cuoco non esce dalla cucina. Il ruolo del personale di sala è fondamentale, ragazzi, non solo nella creazione dell'esperienza gastronomica, quindi nella capacità di soddisfare i bisogni impliciti dell'ospite, ma è fondamentale nel racconto del territorio, nel racconto degli ingredienti, nel racconto della filosofia ristorativa che c'è dietro quel piatto, nella marginalità del ristorante. Perché saper vendere un piatto piuttosto che un altro, un menù piuttosto che un altro, saper far girare il magazzino del vino, impatta profondamente sulla marginalità del ristorante. Una sala che funziona è una sala che fa guadagnare, non perché vende il piatto più costoso, perché vende il piatto a maggior margine. Quindi le conoscenze economiche, tecniche, le tecniche di cottura, la conoscenza della cultura gastronomica del territorio, la conoscenza degli ingredienti, la conoscenza delle lingue, la capacità di muoversi all'interno della sala, la capacità di lavorare in squadra, la conoscenza del mondo del vino, le tecniche di servizio, le scienze dell'alimentazione. Sono infinite le materie e le discipline che riguardano la formazione del personale di sala. E questo purtroppo ancora è poco conosciuto nel vasto pubblico. Cioè, io oggi sarei orgogliosa di mia figlia, io ho 2 femmine, di una figlia che vuole intraprendere un percorso prima formativo e poi professionale, perché le professioni nascono per forza dalla formazione, all'interno del mondo del servizio di sala, perché implica una quantità di conoscenze pazzesche, e di questo ancora ci si rende poco conto. Per continuare sul tema del turismo, l'anno scorso siamo stati contattati da un'università che voleva creare un progetto formativo sul turismo sostenibile, e noi abbiamo immaginato benissimo, saremmo molto contenti di collaborare sul progetto, però facciamolo all'interno del borgo, perché il turismo sostenibile in Italia comunque parte dai borghi. E quindi abbiamo ospitato per la prima volta quest'anno alcuni ragazzi provenienti da tutta Italia che stanno facendo un master di primo livello universitario sul turismo sostenibile e che hanno tra le proprie quelle che vengono definite challenge dal sistema universitario, quindi tra i lavori da portare avanti, quella dello sviluppo di un progetto turistico sostenibile che riguarda 4 borghi del centro Italia, che sono Orvieto, Todi, Cortona e Città della Pieve, che quest'anno festeggiano il 500° del Perugino e del Signorelli. Quindi hanno l'obiettivo di sviluppare un progetto turistico che sia sostenibile da tutti i punti di vista, economico, sociale e ambientale, che racconti arte, perché ovviamente il Perugino e il Signorelli sono 2 artisti del Rinascimento italiano, che racconti la storia gastronomica e le bellezze paesaggistiche, quindi mettere insieme un progetto che riesca a valorizzare tutte le bellezze del territorio, quella che si chiama oggi economia della bellezza, quindi come mettere a valore tutte le bellezze presenti sul territorio. Manderei il video che riguarda il master in modo che sia più facile da comprendere e ho terminato. Ecco il nostro tesoro, ricco, affascinante, sorprendente, unico. Un patrimonio con vecchie e nuove fragilità, che non devono però fermarci, ma piuttosto spronarci a ripensare, innovare e sviluppare. È tempo di soluzioni innovative, attrattive, di una ventata di freschezza che consenta al mondo di godere al meglio delle nostre ricchezze ed aprire gli occhi su ciò che fino ad ora era rimasto nascosto. E al capitale umano che ci impegniamo a istruire, formare e dotare delle giuste competenze che affidiamo questo compito. A persone aperte al dialogo e al confronto con le istituzioni ed aziende.
dotate delle lenti giuste per comprendere quello da cui veniamo, il contesto in cui viviamo e contribuire attivamente al presente che costruiamo. Ha già chiuso il suo intervento, l'abbiamo chiuso in bellezza con questo splendido video. Allora grazie a Marta Cottarella per il suo intervento, insomma ci ha parlato dell'importanza dello storytelling, diremo oggi, e dell'importanza di saper mettere a fattor comune il talento, le conoscenze, le abilità, lo studio, ragazzi. Siamo il paese dei campanili e parafrasando il grande economista Carlo Maria Cipolla, campanili sotto i quali gli artigiani hanno sempre saputo produrre cose di qualità, dall'arte alla tecnologia, dalla moda alla gastronomia. Nel nostro paese da sempre il cibo è identità culturale. Allora lascerei la parola ad Anna Maria Pellegrino, che ho alla mia destra, gastronoma, blogger, presidente fondatrice dell'Associazione Italiana Food Blogger, tra l'altro è autrice per la TV, curatrice della rubrica Eco Cucina per Geo e Ngeo, insomma l'abbiamo vista più e più volte. Il titolo della sua relazione è Il cibo è un atto culturale. Esatto, grazie mille. Grazie a tutti e benvenuti. Noi siamo cultura, ovvero cosa intendiamo quando parliamo di cibo, ed è un po' la sintesi, se volete, di quello che è stato detto dai relatori che mi hanno preceduto, hanno già anticipato parte, insomma, di questa argomentazione. Quando ho schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare, vediamo se scende. Allora, vediamo se torno così. No, non funziona, forse funziona di qua. Vediamo se funziona di qua. Non lo so, andata. Allora, Lord Northcliffe, che era un magnate della stampa britannica, diceva ai suoi giornalisti che per mantenere vivo l'interesse dei lettori potevamo contare su 4 temi infallibili: crimine, amore, denaro e cibo. Solo quest'ultimo però è un aspetto universale e imprescindibile dell'esistenza umana, perché il crimine fortunatamente coinvolge una minoranza della popolazione. È possibile immaginare un'economia che non si regga sul denaro, pensate al baratto, o la riproduzione della specie in assenza di amore, mentre non si può concepire la vita senza il nutrimento. È il fattore di massimo rilievo per il più alto numero di persone nella quasi totalità del tempo, e tra l'altro noi italiani siamo conosciuti come quella popolazione unica, si può dire, al mondo, che parla di cibo, altro cibo, anche quando è a tavola e condivide del cibo con delle altre persone. Quindi da questo punto di vista siamo assolutamente unici. Il cibo però necessita di un approccio complesso e molto articolato, in quanto le discipline che lo affrontano da più punti di vista sono tantissime. Il cibo è storia, lo abbiamo visto nella narrazione della nostra relatrice, sociologia. Provate a pensare ai mondi gastronomici raccontati dal professor Montanari. È antropologia, è psicologia ed è economia, perché anche qui stiamo trattando economia. E ognuna di queste discipline si può ulteriormente approfondire, con la produzione, con i regimi alimentari, con le pratiche gastronomiche e anche con la simbologia del cibo. Le fonti utilizzate sono tantissime, letterarie, filosofiche, anche iconografiche, artistiche, fotografiche e cinematografiche. Noi non siamo ancora entrati in cucina pur parlando di cibo. I mondi culinari poi sono tantissimi, approfonditi da storici e antropologi. Le scelte alimentari sia come paura che come consapevolezza. Il significato, per esempio, simbolico degli alimenti. Provate a pensare all'ultima cena, o provate a pensare per esempio alla figura di Gesù come profeta. Lui si è aperto al mondo con il cibo, ha continuato a raccontare parti importanti del suo messaggio con il cibo e ha chiuso la sua esperienza terrena con il cibo. Cibo simbolico, il cibo che racconta il Mediterraneo. Pensate al pane, quindi al grano, al vino,
e quindi alla vite, e all'olio, l'olivo. L'olio è il crisma, è quell'ingrediente che ci serve per entrare nel mondo una volta battezzati, per diventare guerrieri con la cresima e per salutare il mondo con l'estrema unzione. Però è un ingrediente che noi utilizziamo tutti i giorni nelle nostre tavole. Divieti dietetici religiosi, proviamo a pensare per esempio alla cultura kosher del mondo ebraico, che impedisce l'assunzione di taluni ingredienti, e i respiriani che decidono di vivere solamente con il respiro, no? Anche queste sono delle scelte gastronomiche. I procedimenti culinari, lo vedremo dopo, noi con il fuoco siamo diventati quello che siamo, e ce l'ha raccontato un antropologo, non un cuoco. Le pratiche della tavola, da sezionare un animale catturato con la selce, quindi avere i prodromi di conoscenza dell'anatomia dell'animale, fino all'utilizzo della forchetta, anche questo è cultura del cibo e pratica della tavola. E le scelte alimentari come forma di identificazione. Nella nostra regione, prima e dopo il mais, abbiamo decisamente fatto la differenza. E provate a pensare ai gusti, ai disgusti. Noi siamo gli unici animali che, tesi come del mondo che è sceso, immaginiamo questo mondo di animali che scende dall'arca di Noè, siamo gli unici che rifiutiamo un determinato cibo perché non ci piace, per un aspetto culturale. Nelle settimane precedenti, vi ricordate la grande polemica legata agli insetti? Oh, che schifo, gli insetti, non lo mangerò mai. Allora, innanzitutto dovreste poi, in caso non voleste gli insetti, non dovreste più accedere alla zuppa inglese, perché l'alkermesse è realizzato con la cocciniglia, il colore dell'alkermesse. Però provate a pensare, noi che rifiutiamo gli insetti, però ci mangiamo le rane, i granchi, le lumache, le anguille, quindi per una parte del mondo quello che noi mangiamo è assolutamente disgustoso, per noi è disgustoso quello che può mangiare un'altra parte del mondo, ed è semplicemente una consapevolezza culturale. Lévi-Strauss ci disse che noi siamo quello che siamo perché siamo degli animali che abbiamo non solo il pollice opinibile e ci immaginiamo, ma siamo anche animali che hanno governato il fuoco e quindi trasformiamo il nostro cibo. La stessa idea di piramide e dell'importanza nell'ambito della ristorazione ce la racconta Massimo Bottura. Questo è un disegno che lui fece su un tovagliolo il 13 novembre del 2012 durante un'intervista, e lui raccontò che ispirandosi appunto alla piramide di Lévi-Strauss, che per riuscire a raccontare, tra virgolette, bene l'identità gastronomica, che è identità culturale, bisogna partire dalla creatività, che è unica e ripetibile di ogni chef, ma che ha bisogno di una serie di input: il pensiero personale, la conoscenza della materia prima e la tecnica, e poi ovviamente passione, cultura e senso del bello. Pensate, tutto questo solo per realizzare un piatto da servire ai propri commensali. Semplificando, come disse un altro antropologo, Edmund Lynch, le persone non hanno bisogno di cuocere il cibo, lo fanno per ragioni simboliche, per dimostrare che sono uomini e non sono delle bestie. Il cibo però, oltre a essere un mezzo di sostentamento, è un mezzo di comunicazione, attraverso il quale noi esprimiamo valori, pensieri, creiamo marcatori sociali. Provate a pensare al pane bianco dei signori e al pane nero dei contadini, temporali. Adesso mangiamo delle cose che 100 anni fa non mangiavamo, ci si integra o ci si separa. Provate a pensare all'interno di una famiglia di cacciatori toscani, improvvisamente una ragazza vegana che decide di diventare appunto vegana. Provate a immaginare il momento del pasto in quella famiglia cosa può essere. Allora, voi che siete degli smanettoni, che cosa, a proposito di cultura gastronomica, queste due immagini si rassomigliano? Abbiamo Pompei, Napoli, 79 d.C. e abbiamo Instagram. Secondo voi cosa c'è che assomiglia in queste due immagini? Il gatto? Anche nel 79 d.C., perché l'algoritmo cattura l'immagine, mettevano i gattini. Per cui se volete passare alla storia avete bisogno di mettere gattini nelle vostre comunicazioni. Allora ho pensato di raccontarvi la storia della pasta velocemente, che è un nostro piatto iconico, a tal punto che
Der Spiegel, una rivista tedesca alla fine degli anni 70-80, per raccontare la mafia, mise in copertina un piatto di pasta con una P38 ad indicare che la mafia era un fenomeno italiano, senza che in copertina e nel titolo ci fosse la parola Italia o italiano. Allora, vediamo se va avanti. Non va avanti, eccola qua. Quando? La storia della pasta in realtà noi non abbiamo un quando, nel senso che a differenza del pane che ha un importantissimo valore simbolico, buono come il pane, guadagnare il pane companatico, della pasta non abbiamo tracce della sua origine, pertanto ancora discussa. Si pensa che sia stata una tecnica che hanno insegnato gli arabi ai contadini siciliani per rifornirsi di materia prima da utilizzare e per conservare appunto la quantità di grano di frumento che veniva coltivato. I primi testi di cucina italiani sul finire del Medioevo cominciano a raccontarla, quindi abbiamo più o meno un ambito geografico e storico e temporale. Taquina Sanitatis sono delle meravigliose miniature raccolte tra il IX secolo a.C. e il XIV secolo a.C., dove vengono riprodotte tutta una serie di attività che si svolgevano all'interno delle città. Una di queste, come potete vedere da queste signore, è fare la pasta. Questa signora sta impastando all'interno di un'abitazione e questa signora sta stendendo delle tagliatelle ad asciugare. Quindi più o meno possiamo pensare che la pasta sia nata dalle nostre parti. Ok, best seller, nel senso che abbiamo, come dire, un momento storico in cui la pasta viene veramente citata. Bartolomeo Scappi, cuoco dei papi e di tutte le grandi case reggenti europee in pieno Rinascimento, pubblica a Venezia, città dove era possibile pubblicare qualsiasi cosa, opera appunto, è una sua opera divisa in 6 libri, è veramente uno chef stellato, 1572. In questo libro lui racconta oltre 1000 ricette, tutti gli strumenti che un cuoco rinascimentale moderno doveva avere. Provate a vedere la sequenza di coltelli che dovevano essere presenti, tra cui anche un coltello da pasta, e racconta, frolla, sfoglia, torte, pizze e tagliatelle. Racconta le tagliatelle in questa ricetta e dice che bisogna prendere 2 libbre di fior di farina con 3 uova e un po' di acqua, mescolare bene, impastare, stendere sottilmente con un bastone, che troviamo nelle tesi come appunto un matterello, e poi far riposare l'impasto, però non troppo, altrimenti si seccherebbe e non si potrebbe arrotolarlo, e tagliarlo con il coltello. Dopodiché ottengo con un coltello largo dei tagliati che andrò ad allargare sul tavolo con un po' di farinaccio, un po' di cruschello, quindi probabilmente della semola. Gli strumenti che lui dice, le 2 libbre, le cucchiaia e lo sperone, lo troviamo in questo strumento di cucina, misurino e rotella tagliapasta. Quindi tecnicamente l'area di riferimento, il luogo di riferimento e lo strumento per realizzare la pasta ce l'abbiamo. Ma di che pasta stiamo parlando? Che non riesco ad andare avanti. Vediamo. Niente, eccola qua. Stiamo parlando di tantissimi formati di pasta, oltre 300 nel corso del tempo, che si distinguono per tipologia di impasto, formato, superficie e per l'eventuale presenza di ripieno. E questi formati di pasta, uniti a determinati condimenti, ci raccontano aree geografiche di riferimento. Quindi stiamo geocalizzando la pasta in determinate aree del nostro paese, quindi le orecchiette pugliesi, i tortelli emiliani, i bigoli del Veneto, i pici toscani, le linguine della Liguria geolocalizzano un formato di pasta unito a un determinato ingrediente di condimento, identificano un piatto, identificano un luogo e una cultura gastronomica. Gli spaghetti alla bolognese li mangiano solo gli americani, qui da noi non ci sono. Dove, come però realizziamo questi spaghetti? Più o meno li facciamo da noi, ma gli amici francesi delle enciclopedie di Diderot e d'Alembert, siamo a metà del Settecento, ci danno le indicazioni di una produzione, diciamo così, industriale della pasta. Quindi modelli di torchio e le operazioni di lavorazione, modelli di
di trafile che non riesco a passare, ecco qui, modelli di trafile con le diverse grandezze e soprattutto con la signora che arrotola le tagliatelle per poi metterle in vendita una volta prodotte. E infine, non riesco proprio, può andare avanti lei cortesemente perché proprio non ce la faccio, e infine però ritorniamo nel nostro paese perché la Campania e Gragnano alla fine dell'Ottocento diventa area di produzione importante. Questa è, una volta prodotto, lo spaghetto viene essiccato all'aperto. Perché? Perché geograficamente quella era l'area in cui, non essendo ancora stati inventati gli essiccatori industriali, era il luogo dove era possibile sviluppare questa tecnica e realizzare anche un'economia di territorio. Può andare avanti cortesemente. E com'era il consumo dello spaghetto? Era una via di mezzo tra lo street food e il take away e il delivery, cioè si mangiava all'aperto, non c'erano le posate, un condimento era quello che c'era e si consumava proprio così, come possiamo vedere poi successivamente nelle foto dell'archivio di Alinari. Questi sono i bambini che mangiano la pasta e guardate come la mangiano, però anche la cinematografia ci racconta nella Napoli milionaria come appunto Totò mangiava la pasta, e solo nel 1954 con un americano a Roma, la famosa frase "Maccarone mi hai provocato e mo te magno", che la pasta viene raccontata come identità culturale e gastronomica da rivendicare, italiana a tutti gli effetti. E lo vediamo anche successivamente nelle riviste dedicate alle signore, diciamo alla famiglia, in realtà La Cucina Italiana, una rivista che ha oltre 100 anni, in cui potete vedere la padrona di casa perfettamente truccata con le collane, gli orecchini, le unghie dipinte in una cucina moderna che serve lo spaghetto, diventato iconico, nel senso che è mezzogiorno, l'Italia si ferma e consuma la pasta, e la narrazione che poi viene fatta da chi la produce come la Barilla, e questi sono dei bellissimi poster pubblicitari che potete vedere nel Museo Salce che c'è a Treviso, che è ubicato a Treviso, come potete vedere che la narrazione è una narrazione molto rassicurante. La massaia che nel 1957 e 56 trova le prime con l'Esselunga prima e col gruppo PAM poi trova i supermercati, non realizza più la pasta a casa, non va più a acquistarne 2 o 3 etti alla volta, ma la trova confezionata in questi pacchetti. Il colore è azzurro, è un colore che rilassa, e il disegno racconta esattamente quello che fai tu. Con 5 uova per chilogrammo di farina faccio uscire, come se lavorassi tu delle tue mani, tutti i formati di pasta che puoi trovare qualsiasi parte d'Italia tu insomma vivi. E la pasta ha bisogno di parole. Questa è tratta dal Museo del Novecento, una mostra che è stata realizzata lo scorso anno a Venezia, Mestre Venezia in realtà, che si focalizza proprio, si chiama Gusto questa forma, si focalizza proprio sull'importanza della pasta e sulle parole della pasta, che sono le parole che ci identificano in tutto il mondo. Innanzitutto, può andare avanti cortesemente, butta la pasta. Se avessimo il senso del marketing sarebbe lo slogan più dirompente di Yes We Can, molto di più che un grido di battaglia, è un modo di dire mangiamo insieme, sto arrivando. Pasta e condivisione, che è alla base della nuova piramide alimentare, c'è l'acqua e c'è la condivisione del cibo. Mangiare da soli è la cosa peggiore che possiamo fare per la nostra anima, ma anche per il nostro metabolismo. Primo, inteso come piatto, è il simbolo del pasto italiano e quindi si inizia con la pasta, tutto il resto può aspettare. Al dente, un piatto di pasta scotta è un insulto al nostro passaporto, o al dente o niente. Non so se voi avete già avuto esperienze diciamo così, di coabitazioni con studenti stranieri o all'estero, e uno dei primissimi motivi di litigio è proprio la cottura della pasta, perché per noi va cotta, ma anche dal sud al nord, in un determinato modo. Nonna oppure zia o mamma, il metro contro il quale si misura ogni piatto mangiato fuori casa. Ne escono sconfitti quasi tutti, in quanto la frase che tutti noi diciamo, tanto mia nonna lo faceva meglio. E infine, quando veramente la pasta al pomodoro, che è un piatto iconico che ci identifica, è nata e possiamo considerarla tale, nel 1839, quindi praticamente meno di 200 anni fa, quando Don Ippolito Cavalcanti, Luca di Boncivino, pubblica nella sua cucina teorico-pratica la prima volta i vermicelli col pomodoro.
quindi è un piatto recentissimo, ma che ci ha nel tempo dato, è diventato iconico per noi e identitario. Chiudo, in conclusione, anche un piatto di spaghetti raccontato bene è prodromico ad un turismo di qualità, come ci è stato raccontato dai nostri relatori. Massimo Montanari, uno storico dell'alimentazione bolognese, che vi consiglio di leggere le sue opere, che sono una più bella dell'altra, parlando proprio dello spaghetto, nel suo Mito delle origini, un librino piccolo che si legge in mezzo pomeriggio, preparando un piatto di spaghetti al pomodoro, che è un piatto considerato segno dell'identità italiana, sintetizziamo il felice incontro tra una tecnologia produttiva messa a punto nella Sicilia araba del Medioevo e un prodotto americano importato in Europa dai conquistatori spagnoli. Cos'è che fa del piatto di pasta al pomodoro un piatto identitario della nostra cultura? La nostra cultura gastronomica, che lo ha reso tale, ha messo assieme questi ingredienti, li ha ben spadellati e li ha serviti sotto forma di cultura a tutto il resto del mondo. Vediamo se riusciamo a finire velocemente. Quindi dal timballo di Ziti di Tomasi da Lampedusa, raccontato nel Gattopardo, alla calamarata con pesce molto gastrofighetto milanese, ai noodles con gli agrumi, quindi un piatto di pasta dei nostri amici orientali, ciò che siamo, cioè ricercare le origini della nostra identità, non ci porta quasi mai a ritrovare noi stessi, ciò che eravamo. Quindi l'Ippolito Cavalcanti, bensì altre culture, altri popoli, altre tradizioni, dal cui incontro e dalla cui mescolanza si è prodotto ciò che siamo diventati, quel piatto di pasta che è diventato iconico, che ci fa riconoscere in tutto il mondo. La conclusione è che cosa mangiare, cosa non mangiare, quanto, quando, come, perché, con chi, sono ragioni note e meno note di un pianeta gastronomico che cambia alla velocità della luce. E secondo me il cibo è cultura perché l'uomo è l'unico animale a costruire in modo sistematico il proprio cibo, l'abbiamo visto e lo vedremo, perché ha inventato la cucina, il cotto e il crudo. Noi potremmo benissimo alimentarci senza trasformare il cibo, però il nostro approccio culturale ce lo impone quasi. Abbiamo inventato il gusto, il buono e il cattivo, e perché per noi il cibo è un linguaggio con cui comunichiamo identità, appartenenze, e quindi esclusioni e gerarchie sociali. L'identità culturale del cibo non esiste all'origine, all'inizio, ma al termine di questo percorso che tutti noi facciamo. Quindi non sono le radici a creare l'identità, le radici è quanto di più mobile ci possa essere nel mondo della natura. Ecco perché noi siamo cultura, in quanto il cibo, e questo è un piatto di Marchesi, oltre ad essere un luogo, quindi potrebbe essere anche il metaverso, deve essere un modo sapiente, cioè di percorso come quello che avete visto. Grazie. Tenga pure il microfono perché volevo farle una domanda. Una domanda velocissima. Prego. Per quanto riguarda la comunicazione. Sì. Allora, la comunicazione è completamente cambiata, ma certo. sono cambiati soprattutto gli strumenti per comunicare. In sala abbiamo ragazzi che sicuramente utilizzeranno Instagram e TikTok, perché già Facebook è per i boomer come me. Quindi come è possibile? Un consiglio per i ragazzi che domani saranno dei professionisti, una cosa veloce: cosa e come comunicare un piatto, un locale, quello che sarà il loro locale, cosa fare e cosa non fare mai. Allora, bellissima la domanda, grazie. In effetti i social sono uno strumento e lo strumento è evoluto. Quello che abbiamo utilizzato noi all'inizio tra il 2005 e il 2006, quando sono nati i primi blog, ora è evoluto, è completamente diverso. Allora, il primo consiglio, createvi un'identità. Cercate di capire chi è il vostro pubblico, a chi volete parlare. Se avete deciso di sviluppare ricettazioni solo ed esclusivamente vegetariane del sud del Mekong, è ovvio che non potete preparare, fate la serata di, non so, cinta senese, ecco, no? Quindi identificate il vostro pubblico. E lo so che è brutto da dire, no? Perché il social sembra uno strumento, faccio una cosa immediata, la pubblico, la guardo. No, dovete realizzare un piano editoriale. Un piano editoriale che significa mettersi a tavolino
individuare chi è il vostro pubblico, chi volete essere, appunto che cosa volete comunicare, e scrivere i testi. Bisogna saper scrivere in italiano, ma bisogna saper scrivere anche per la rete, perché la SEO, se no altrimenti l'algoritmo, come vi diranno dopo, non vi trova, non vi valorizza in nessun modo. E raccontare non solo esclusivamente voi stessi, nel senso, non fatevi solo esclusivamente dei selfie, cioè direi che è quasi da escludere. Assolutamente. Raccontate attraverso l'immagine, abbiamo visto prima che l'iconografia è importante, che anche queste devono essere studiate, quindi dovete imparare anche a fotografare bene, quindi è un progetto che vi porterà via del tempo. Se voi nell'ambito della vostra professione, cioè siete dei ristoratori o dei cuochi, non avete il tempo, affidatevi a dei professionisti, perché è l'unico modo che avete per poter fare in modo di comunicare in modo corretto a voi stessi, professionisti della parola e dell'immagine. È una delle nuove professioni. Esatto. Grazie mille. Grazie. Bisogna imparare ad essere attrattivi, aggiungo io. Ringrazio Anna Maria Pellegrino per gli spunti di riflessione che ci hanno consegnato anche il professor Montanari e Marta Cottarella. Adesso rapido giro di tavolo, chiedo ai miei ospiti di spostarsi e chiedo invece di avvicinarsi a Roberta Garibaldi, che nel frattempo è arrivata, Gualtiero Carraro e Giorda Flaminia per la seconda parte. Grazie mille. Buongiorno, appena arrivata. Ha bisogno di slide? Sì. Ok, perfetto. Allora, un attimo di silenzio. Professoressa Garibaldi, allora, docente di turismo e management all'Università di Bergamo, ricopre innumerevoli ruoli e incarichi a livello nazionale e internazionale. Da anni si dedica alla valorizzazione del turismo enogastronomico, fotografandone e pubblicandone il rapporto annuale. La professoressa Garibaldi ci offrirà un prezioso focus aggiornato su trend e tendenze per un segmento che, lo sappiamo, è in forte ascesa e uno dei più dinamici del nostro paese. Prego. Grazie mille, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere con voi oggi, essere con voi e soprattutto con voi che rappresentate tanto per il futuro di questo paese, di questo settore. La gastronomia oggi è al centro dell'attenzione a livello turistico. Mi fa molto piacere citare gli ultimi dati dell'European Travel Commission che sono appena stati pubblicati, dove quali sono le esperienze più gradite da parte di tutti i turisti europei. Primo è la voglia di vivere i natural landscape, il paesaggi naturali, quindi l'ambito rurale, e il secondo è vivere esperienze enogastronomiche. Quindi questi elementi sono al vertice dell'attenzione di tutti i turisti europei e alcuni dati li ho appena ricevuti ieri da TripAdvisor, che mi fornisce dei dati per il rapporto, ci mostrano come gli americani sono addirittura al doppio di propensione di acquisto di questa tipologia di esperienze. Quindi oggi è un elemento assolutamente centrale del viaggio che ha sopravanzato gli altri e quindi rappresenta un elemento cardine dell'offerta turistica, soprattutto italiana, l'Italia che si pone al vertice nei desideri dei viaggi enogastronomici a livello mondiale e quindi questo è un abbinamento importante, ma è un abbinamento che si regge sulle nostre tradizioni, sulle nostre ricette, sugli artigiani del gusto e sono tutti coloro che lavorano nell'ambito ristorativo. Questo rappresenta la forza del nostro paese e quindi un elemento fondamentale è riuscire a portare tutto questo verso il futuro nei prossimi anni, perché uno degli elementi che secondo me portano questa crescita e questa dell'enogastronomia è anche ancora l'unicità che noi troviamo nell'enogastronomia, il fatto di noi andiamo a trovare quando andiamo in un luogo ritroviamo ancora il cibo del territorio.
quali sono anche negli italiani le regioni più gradite dal punto di vista dell'enogastronomia. Alla fine sono la Sicilia, la Puglia, la Campania, l'Emilia Romagna, che sono tra le regioni che di più offrono la ristorazione locale, e infatti il mangiare in un ristorante locale è l'attività, il cibo locale del territorio è l'attività preferita nell'insieme delle esperienze enogastronomiche, e quindi questo è ciò che noi dobbiamo mantenere, ed è molto importante riuscire a preservare tutto questo. Parlavamo prima, stavamo parlando, vedendo le bellissime immagini della storia della pasta, come mia nonna, come la nonna anche di Giuliano Vantaggi, che qui era lì con me, al mattino, tutte le mattine preparava la pasta, preparava il pane in casa, e questo era qualcosa di normale. Purtroppo oggi è meno normale tra le donne di oggi. Oggi il tempo passato in cucina in media in Italia è meno di un'ora al giorno, quindi tra preparare tutti i pasti e spreparare e quant'altro. In un'ora al giorno è difficile, perché io mi ricordo mia nonna che si alzava presto al mattino per farci avere il tutto, no? E parlavamo durante il Giro d'Italia la comunicazione sul cibo, perché stavano al pomeriggio a preparare le ricette davanti alla televisione, quindi dedicavano ore al giorno a questo, e quindi portavano avanti le ricette, portavano avanti quello che è la ristorazione locale, e questo si sta perdendo a casa, e oggi chi riesce a tramandarlo sono gli chef e sono i cuochi, e quindi chi di voi fa cucina rappresenterà la nostra memoria da questo punto di vista, e non dobbiamo dimenticarci a favore di altre tipologie di cucina, perché questo è ciò che rende attrattivo il nostro paese. Se noi perdiamo la cucina locale, le ricette locali, i nostri usi e le tradizioni, noi perdiamo un patrimonio che è una delle gambe fondamentali su cui regge il nostro turismo e la nostra attrattività, e quindi questo l'avete tantissimo in mano voi, e questo è quello che sia i professori che gli studenti hanno da tramandare, perché davvero rappresenta un elemento fondamentale per il nostro settore. In una crescita che è stata costante nel tempo, ma molto recente, perché parliamo di 15 anni, parliamo di quando è stata fatta le prime ricerche di mercato sul turismo enogastronomico, era il 2007, parlavamo del 17% dei turisti che faceva esperienze enogastronomiche memorabili in viaggio, non il normale mangiare, che ovviamente è un elemento di base della nostra vita, e quindi pensiamo che oggi siamo arrivati alla quasi totalità dei turisti che fa queste esperienze, per cui dal 2007 a oggi, cioè è pochissimo tempo, e una centralità tutta acquisita, derivante dal fatto che un'esperienza è un approfondimento culturale, è qualcosa di relazionale, e come dicevo che si fonda sulla tipicità del cibo. Oggi gli elementi fondamentali che riguardano l'enogastronomia e l'offerta è proprio il fatto di avere piatti autentici, di qualità e sostenibili. Sono 3 elementi oggi inscindibili che devono essere assolutamente presenti nelle nostre esperienze. Quindi qui il video è un po' piccolo rispetto, forse voi non riuscite a leggere, quindi andrò meno un po' sui dati che non riuscite a vedere. Qui vediamo l'interesse appunto trasversale nei vari paesi del mondo per quanto riguarda l'enogastronomia. Quando parliamo di enogastronomia in viaggio abbiamo 2 categorie diverse: il ruolo dell'enogastronomia delle esperienze enogastronomiche per tutti i turisti, che è ciò di cui ho citato prima, e invece il turista enogastronomico, colui che si muove con primaria motivazione enogastronomia, e quindi rappresenta a livello europeo un 4,7% del totale dei viaggi. Il numero degli turisti che hanno fatto almeno un viaggio con questa primaria motivazione negli ultimi 3 anni in Italia è oltre il 55%. Quindi sono dati molto importanti, e sono dati che riguardano primariamente per gli italiani il viaggio in Italia, nel senso che gli italiani amano fare il viaggio enogastronomico in Italia, in poca percentuale all'estero, che sta aumentando, segno di un segmento maturo. Ma questo è un dato molto bello, perché appunto noi abbiamo
sappiamo qual è la ricchezza del nostro paese e quindi amiamo viverlo in Italia, e ci sono anche molte regioni in cui non si è ancora fatto viaggi enogastronomici e su cui non si conosce, gli italiani conoscono poco l'enogastronomia locale, e infatti sanno riconoscere poco dei piatti. Quando noi facciamo le domande, dimmi un piatto che conosci di ogni regione italiana. Ci sono alcune in cui è più facile, altre in cui è più complesso, ma questo vuol dire una grande potenzialità, perché noi abbiamo un grande interesse, una grande voglia di fare questa tipologia di viaggi in Italia, abbiamo dei luoghi ancora non scoperti. Il lavoro che c'è da fare oggi è da far congiungere l'interesse con l'effettiva fruizione, e quindi in questo caso bisogna essere bravi, gli uffici turistici, a fare valorizzare e rendere, e anche le aziende, a comunicare meglio la possibilità di visitare questi luoghi. Uso un po' meno le slide appunto perché so che sono poco leggibili. Allora, quali sono le tipologie di esperienze enogastronomiche più gradite? Allora, l'abbiamo detto che al primo posto c'è la voglia di mangiare in un ristorante locale. In Italia al secondo posto ci sono i bar storici, i ristoranti storici, i locali storici, e questo è un grande patrimonio, e c'è un recente decreto da parte del governo che è una proposta in questo momento ancora di sostenerli economicamente. Trovo un'ottima scelta, perché è appunto alla seconda tipologia di esperienze più gradite, e purtroppo abbiamo visto nel tempo che tanti locali storici hanno chiuso a favore magari di altre tipologie di attività, ed è qualcosa che dobbiamo assolutamente preservare. Al terzo c'è il food truck. Il food truck ha un grande interesse il tema del cibo di strada, e pensate che è una delle parole più ricercate dai turisti quando verso la destinazione Italia. È qualcosa di moda in questo caso, ma quindi è meglio saperlo, perché si può diciamo utilizzare. Abbiamo poi la cantina e abbiamo poi i mercati dei produttori. L'Italia, appunto, come ho già detto e sappiamo, è una delle grandi mete di interesse enogastronomico. Anche una recente ricerca pubblicata in Germania, quindi non l'abbiamo fatta noi italiani, ci ha identificato e posto al primo posto come meta enogastronomica desiderata quasi da tutti i paesi in cui hanno fatto le ricerche. Magari vi do un dato che quando ho fatto anch'io questo lavoro diverse volte, viene citata l'Italia, ed è l'unica nazione in cui si cita anche una subregione, che spesso, anzi, che è la Toscana, e quindi nel senso che i paesi del mondo ti dicono Francia, Italia, Giappone, ma è l'unica a livello mondiale che viene citata come meta enogastronomica è la Toscana, segno di un lavoro importante che è stato fatto anche a livello internazionale sul tema dell'enogastronomia. Allora, vediamo un pochino quali sono i trend e le tendenze. Io non ho tenuto il tempo, quindi non so quanti minuti ho, e quindi cerco di andare, immagino, un po' veloce. Allora, quali sono i trend che riguardano il turismo enogastronomico oggi? Innanzitutto il numero dei prodotti con certificazione sta rimanendo abbastanza stabile nel tempo, ma sta crescendo l'interesse per tipologie di certificazione alternative a queste, che sono per esempio il tema dell'UNESCO, e qui siamo in un territorio che è emblema da questo punto di vista, cioè tutti quei riconoscimenti che, come quelli della FAO, rappresentano l'identità territoriale, la storia. In questo caso forse fin troppe, ce ne sono oggi in Italia di candidature relative al cibo, e quindi abbiamo diversi ambiti che si stanno valorizzando. Il secondo è la sostenibilità, ovviamente. Questi dati ci mostrano che la maggior parte delle aziende agricole italiane hanno già fatto scelte di sostenibilità. Il tema sarà passare alla sostenibilità anche della parte turistica per quanto riguarda le visite in ambito rurale. E il dato che voglio sottolineare è la rilevanza della sostenibilità sociale. La sostenibilità sociale, quindi il fatto che una realtà attivi misure a sostegno della comunità locale, dei lavoratori, è un elemento di forte interesse da parte dei turisti, quasi con lo stesso livello di interesse rispetto a quanto non interessi la sostenibilità ambientale. E quindi qui ho messo un esempio che viene dall'Emilia Romagna. Quindi la sostenibilità, poi insomma ho diversi dati.
anzi vi dico adesso una cosa che volevo dire alla fine, ma metto a disposizione per gli insegnanti che hanno piacere, gli istituti che hanno piacere, poi un insieme di documenti che riguardano il rapporto sul turismo enogastronomico italiano, trend e tendenze, il rapporto sul turismo enogastronomico e la sostenibilità, e anche dei webinar di approfondimento che, se avete piacere, posso mettere a disposizione degli istituti per approfondire questi contenuti, e quindi dove troverete anche tanti dati di riferimento. Il terzo tema è vivere gli spazi aperti. Ci è rimasto dal Covid, ma non si ferma questo trend, e quindi la voglia di stare in uno spazio aperto e di fare in ambito rurale tantissime attività diverse, che riguardano per esempio il bike, con la bicicletta ha un raddoppio di propensione di utilizzo rispetto al pre-Covid. Quest'anno si è abbassata di 2 o 3 punti percentuali, ma normale assestamento, ma è molto alto l'interesse. Un esempio sull'Eroica, che tra l'altro proprio questo weekend ha fatto la sua tappa, perché ormai è partita dalla Toscana e ormai è nel mondo, e quindi è un format che funziona molto bene. Non so se lo conoscete, praticamente si effettuano percorsi in bicicletta con delle biciclette del secolo scorso, e quindi tutti vestiti come il secolo scorso, quindi bisogna non essere come me per poterlo fare. Mi hanno invitato più volte, ma è troppo impegnativo, però chi è uno sportivo è una bellissima possibilità, anzi è anche abbastanza difficile poterla fare vista la quantità di persone che vogliono fare queste esperienze, per questo che sono nati anche percorsi alternativi. Il trekking, il picnic all'aperto, 75 in ambito rurale, negli uliveti, nei vigneti, 75% degli italiani che vorrebbero farlo. Le cene nei vigneti. Un altro grande tema è quello del benessere, e quindi la voglia di vivere, di fare attività che riguardano tutto il tema del benessere fisico, massaggi, spa, ma anche avere dei percorsi che ci insegnano a stare bene, a mangiare bene, le caratteristiche del cibo. Soprattutto in Italia abbiamo una grande leva turistica, che è quella della dieta mediterranea. All'estero, io ricevo proposte dalla Yale University per dei corsi di studio sulla dieta mediterranea. Io ho colleghi, non so, della Grecia, che fanno questo, che vanno a insegnare negli Stati Uniti la dieta mediterranea. E forse non l'abbiamo sfruttata adeguatamente dal punto di vista anche turistico e di attrattività, questa leva, perché oggi tutti parlano di longevity, e quindi la longevity nasce alle basi nella dieta mediterranea, e quindi un'offerta turistica basata su quest'ambito potrebbe essere davvero molto interessante. Se ne è parlato molto, ma alla fine le offerte non sono così forti come potrebbero essere grazie nel nostro paese. Quindi tutto il tema del benessere che deriva dall'immersione nella natura. Sapete che in Giappone è stata dimostrata scientificamente la tecnica del forest bathing, cioè del fatto che si aumenta il benessere essere immersi in luoghi naturali. Ci sono proprio delle ricerche scientifiche e tutto questo, quindi anche questa è una bella leva che può essere utilizzata. Io qui ho messo l'esempio di Amalfi con le limonaie. Qui ho messo l'esempio, anche oggi c'è molto il trend degli odori, per esempio, dei profumi, e quindi i percorsi, e anche dei fiori, anche questi sono ambiti di interesse. Un nuovo link tra urbano e rurale, e quindi la connessione tra il rurale che entra in città. Qui ho messo un esempio di vigne urbane, e quindi abbiamo una vigna in città a Venezia, la vigna di Leonardo a Milano, la vigna di Michelangelo che adesso stanno mettendo a Roma, e quindi c'è alcuni esempi, la produzione dell'olio nel Colosseo, quindi l'ambito rurale che entra in città. E pensiamo sulla Torre Eiffel, ci sono dei barrique di vino,
e il fatto che dalla città si possa spostarsi nelle aree rurali. È qualcosa di estremamente importante che ha molto valore anche perché decongestiona i flussi oggi quando siamo in overtourism, e quindi è un'ottima leva attraverso anche per esempio la possibilità di creare degli hub enogastronomici, dei musei o dei luoghi dove possono incentivare questo tipo di connessione. Il tema della ricettività nell'ambito rurale sta crescendo molto, e quindi gli hotel tematici, gli hotel che si inseriscono tra uliveti, vigneti, che hanno forte interesse, che ritroviamo molto all'estero, ma c'è un certo dinamismo ormai anche in Italia da questo punto di vista. L'abbinamento anche qui tra aree rurali, per esempio tra cantine e ristorazione, è sempre più, c'è un forte interesse da parte dei turisti, ma per esempio oggi sono molteplici i ristoranti che hanno una stella che si trovano proprio all'interno delle cantine. Tutto questo per soddisfare un nuovo turista enogastronomico, perché chi prima faceva questa tipologia di viaggio era una persona di media età, alto spendente, con una conoscenza forte da questo punto di vista. Oggi invece è qualcosa di trasversale, è qualcosa che quindi accoglie persone di tutte le età, reddito, ceto sociale e quant'altro, e quindi c'è spazio per offerte diversificate, e quindi per chi effettivamente è un appassionato che avrà visite, degustazioni, esperienze molto approfondite e verticali, e invece per qualcosa che è un pochino più vivere questi spazi per attività leisure. Anche le famiglie per esempio oggi sono molto interessate, faccio un esempio, alle visite in cantina, ma diventa qualcosa che fa vivere il mondo della produzione del vino e fa anche magari appunto avvicinare a un bere in modo consapevole, a bere con attenzione, a capire cosa si beve, e quindi può essere una bellissima leva anche sui temi di cui stiamo parlando oggi. Vado a chiudere parlando delle connessioni che appunto sono molto gradite da questa tipologia di turisti, per proporre una sorta di fil rouge di viaggio in Italia, e quindi noi abbiamo tanti luoghi che per esempio legano l'enogastronomia con l'arte, e questo è un esempio in tutta Italia. Questo è l'esempio a Barolo della chiesetta di Sollevit nei vigneti, ma abbiamo qui siamo un po' lenti. Questo è il Cretto di Burri che si trova in Sicilia, nelle tenute Orestiadi. Possiamo citare Bevagna con Pomodoro, insomma ci sono moltissime realtà. Enogastronomia e design, e quindi abbiamo tutto il tema delle cantine che sono gioielli di architettura. Questo è l'esempio della cantina a Bargino di Antinori, che quest'anno ha vinto il premio come più bella esempio di cantina come turistica al mondo. Questo è appunto quella di Castelbuono, che è architettura ma è anche arte, perché è un'opera di Pomodoro. Enogastronomia e storia, dimore storiche, che ce ne sono oltre 200 in Italia che sono sede di aziende agricole, e quindi andiamo dalle ville palladiane a quelle medicee, a quelle borboniche, dove possono essere un bellissimo percorso di viaggio in Italia. Ovviamente le aziende più gradite sono le aziende familiari, ancora dai parti dei turisti, e quindi è una bellissima proposta, una bellissima offerta. Un'altra tipologia di connessione è quella arte e archeologia. Abbiamo in Italia dei percorsi anche qui unici. Qui ho messo la Valle dei Templi di Agrigento, che è sede della strada e la partenza della strada del vino, ma abbiamo anche degli ulivi secolari meravigliosi. Allo stesso modo a Pompei abbiamo il vino di Mastro Bernardino, ma ad Aquileia per esempio qui vicino si sta per iniziando a produrre il vino. Qui ho messo i treni storici, che è un'altra bellissima offerta. Oggi abbiamo diversi percorsi, per esempio da Alba Canelli, cito, che col treno storico è possibile fare percorsi del gusto. Enogastronomia e musica, qui ho messo la barricaia di Renzo Piano a Rocca di Frassinello, dove si tengono i concerti, che è un bel esempio di queste connessioni.
Abbazia e religione, abbiamo tante abbazie che sono luoghi, questa è Novacella, e quindi ci sono tante tipologie di viaggi e di connessioni che oggi possono essere proposte. Qui ho messo enogastronomia e moda, oggi tanti stilisti sono proprietari di cantine, è un'altra tipologia di connessione che può legare due mondi, come se avrete visto anche voi, perché video che sono girati copiosi sui social, per esempio di tutte le pasticcerie che quest'anno sono state aperte, tematiche, Prada, Louis Vuitton, Dior, eccetera, eccetera, che si sono integrati, per cui le connessioni tra questi due mondi sono sempre più forti e diventa una bella leva di promozione anche per il nostro paese. Grazie mille, grazie. Grazie, ringrazio la professoressa Roberta Garibaldi, voce autorevole del turismo enogastronomico, che ci ha consegnato una preziosa analisi quantitativa. Tra i paesaggi ovviamente di rilievo del bel paese aggiungiamo le colline di Conegliano Valdobbiadene in UNESCO da pochi anni. Allora, ora con Gualtiero Carraro entriamo, direi ci tuffiamo nel metaverso, nelle sue prospettive, quindi nella realtà virtuale, quella aumentata, con le proposte per cibo e turismo. Gualtiero Carraro è imprenditore, autore, ricercatore digitale, inventore di alcune innovative soluzioni di realtà virtuale e realtà aumentata, tra cui la prima versione di Street View, così giusto per dare una news. Il titolo del suo intervento è Cibo, turismo e metaverso. Allora, io oggi ho provato a fare delle proposte che riguardano proprio il metaverso per gli istituti alberghieri, perché in effetti stiamo lavorando su questa cosa. Anche qui a Vittorio Veneto abbiamo in essere una progettualità. Intanto una nozione, come cambia il turismo col metaverso? Fondamentale dire che il metaverso non sostituirà il viaggio reale, idea un po' strampalata che è arrivata un po' dai social media, ma lo promuoverà e lo supporterà il viaggiatore anche con diciamo esperienze aumentate. Ma un altro aspetto è che la formazione immersiva, la formazione cambierà la didattica nelle scuole in generale e in particolare anche negli istituti turistici. L'ultima esperienza che abbiamo avuto è stata venerdì scorso, eravamo a Bruxelles alla European Tourism Day organizzato dalla Unione Europea. Abbiamo organizzato una mostra sul metaturism. Pensate che eravamo l'unica azienda in Europa invitata dalla Commissione a presentare soluzioni ed esperienze di metaturismo. Soprattutto perché abbiamo capito che non deve sostituire il viaggio reale, mentre molti hanno diciamo, sbagliato in questa direzione. Abbiamo presentato delle cose molto particolari che nessuno aveva mai visto a livello europeo, tecnologie. L'abbiamo anche presentate al commissario Breton, uno dei più importanti, e anche alla direttrice della Commissione Europea per il turismo. E abbiamo anche parlato delle scuole, cioè di come possono cambiare gli istituti turistici. Stiamo già collaborando con università, ITS, istituti superiori e anche con scuole molto importanti a livello internazionale su questo tema. Ma come può il metaverso entrare a scuola e diventare uno strumento utile per i ragazzi, in particolare nel settore turismo? Ecco, qui diciamo che la nozione che noi introduciamo è che il metaverso può fare due cose a scuola. Una l'abbiamo chiamata Workplace Simulation, cioè la simulazione del luogo di lavoro. Cioè io posso portare a scuola gli ambienti di lavoro, che possono essere il ristorante, l'albergo, la terme, ma possono essere anche altri luoghi. Fra 10 giorni faremo una conferenza a Milano in cui facciamo la formazione immersiva, pensate, per il settore della giurisprudenza, il diritto. Lì l'ambiente di lavoro è il tribunale e quindi ricostruiamo i grandi processi della storia virtualmente per far capire come funziona il mestiere
la professione, in quel caso dell'avvocato o del giudice, ma torniamo a noi, quindi la professione dell'operatore turistico e alberghiero. Quindi workplace simulation, e l'altro concetto che stiamo portando avanti si chiama innovation design. Che cos'è l'innovation design? È sviluppare nuovi prodotti e servizi che ancora non esistono sul mercato e testarli, introdurli nella scuola. Cioè, quello che sarà il futuro della tecnologia, nuove cose che stanno arrivando, metaverso, intelligenza artificiale, soluzioni, portarle nella scuola e creare dei laboratori che utilizzano già nella scuola queste cose e preparano i ragazzi a competenze, skill, che saranno fondamentali nel loro lavoro fra pochi anni. Innovation design. Facciamo degli esempi velocemente. Abbiamo presentato lì a Breton questa soluzione, Immersive Booking. Ci ha contattato Airbnb che vorrebbe applicarla a livello mondiale. Vabbè, cose che succedono venerdì scorso, vi racconto delle cose. Come funziona? Sostanzialmente io ho un sistema che permette di visitare virtualmente un luogo e al tempo stesso parlare, interagire con chi mi presenta questo luogo. Può essere il proprietario di un albergo, quindi diventa un booking immersivo, ma può essere anche l'operatore dell'infopoint turistico e allora è un virtual infopoint. Posso applicarlo sia nel settore privato che nel settore pubblico. Ma in questo caso non ho un avatar, ho un real people, non un fake people, un real people in real world. Quindi l'utilizzo non soltanto del metaverso come gioco, ma come sistema di comunicazione tra le persone direttamente. Mentre parlo con questa persona a distanza, scopro una realtà e posso transare, posso fare prenotazioni. Pensate che questa è una tecnologia che stiamo già usando nell'immobiliare per vendere case, che magari non esistono ancora, appartamenti che si possono visitare ancora in cantiere o solo online. E questa è una nuova tecnologia che stiamo introducendo sul mercato, ma vogliamo portarla prima di tutto nelle scuole, negli ITS, nelle scuole professionali e vedere come si può cambiare l'approccio. Questa è una soluzione pubblicitaria, questo è il commissario Breton, che sono riuscito a coinvolgere in questo gioco, si chiama MetaMirror. È una vetrina dove le persone si specchiano in un metaverso, si vedono in un altro luogo, non solo, semplicemente usando il gesto possono cambiare luogo, muoversi, ma senza visori di realtà virtuale, senza PC, senza smartphone, semplicemente col loro corpo. Usiamo l'intelligenza artificiale per fare questa tecnologia, l'applichiamo in vari campi, qui c'era proprio una serie di applicazioni, usciremo adesso nelle stazioni ferroviarie a fare pubblicità di località, ma pensate un albergo in cui io nella hall posso già vedere tutti i servizi e i luoghi dell'albergo, ma anche quello che posso fare fuori dall'albergo. Un'agenzia di viaggi in cui passo per strada e mi vedo già nel resort che posso prenotare. È una forma così di coinvolgimento interattivo delle persone. Ecco. Un centro congressi virtuale. Molti di voi si occuperanno anche di turismo MAES, quindi turismo diciamo legato al congresso, agli eventi. Allora possiamo avere un centro congressi virtuale che diventa, dicevamo, workplace simulation, un luogo di lavoro, creo un centro congressi e insieme virtualmente organizziamo un convegno. È un doppio modo di imparare. Imparo come si realizza un convegno con tutti gli aspetti intorno usando un simulatore, ma posso anche imparare a creare convegni virtuali, perché oggi non ci sono solo i convegni reali, buona parte sono virtuali. Ecco quindi che ho due competenze in più da poter giocare nel contesto della professione, diciamo, dell'event management. Itinerari turistici immersivi, come creare un percorso virtuale all'interno di un territorio e come trasformarlo in un'esperienza che anticipa per il pubblico, il visitatore, quello che potrà fare. Per il vostro settore, la sicurezza, il protocollo HCCP di sicurezza alimentare diventa un'esperienza. Andiamo con le classi in laguna
vediamo come si pescano le sarde, vediamo come vengono subito trattate, conservate e trasportate, vediamo quali sono i punti di controllo critico in questo percorso, passiamo al punto vendita, al ristorante, alla tavola. In tutti questi passaggi andiamo a identificare insieme un percorso laboratoriale quali sono i punti critici, e questo vuol dire learning by doing virtualmente, cioè non è solo leggere un libro di testo, ma in qualche modo partecipare a un'esperienza di riproduzione della realtà, che poi verrà condivisa da altri. Cioè il corso lo facciamo noi a scuola, virtuale. Raccontiamo l'origine e la filiera dei prodotti tipici, per esempio andando dove si produce, il vigneto, la cantina, raccontando il percorso di produzione e elaborazione del cibo, e magari poi trasformando questo tour virtuale in un QR code che può essere messo su un menù del ristorante o sull'etichetta del prodotto, e quindi diventa una narrazione che è in un certo senso un percorso identitario, non è solo uno storytelling, ma è una riproduzione virtuale del processo, quindi qualcosa di documentato in un certo senso, reale. Tutto il tema della sicurezza, noi facciamo molti corsi, realtà virtuale per l'antincendio, immaginate, no? Queste cose le applichiamo nella cucina, nella ristorazione, in una spa, in una camera, ci sono tanti contesti, lo possiamo fare anche, diciamo, in modo efficace usando la realtà virtuale. Oppure raccontiamo come si trasforma l'agroalimentare, il biologico, il benessere animale, la sostenibilità, la biodiversità, come possiamo raccontare, andare in contatto con le aziende del territorio. Questo è anche un outdoor learning, evidentemente, cioè attenzione, non è un metaverso virtuale soltanto dove andiamo a chiuderci in un certo senso, ma quasi quasi non solo nella scuola creiamo un laboratorio ad hoc per fruire questa cosa insieme, ma poi andiamo anche sul territorio reale a fare riprese anche col drone magari, no? Oppure degustazione immersiva, questo deragliamento dei sensi un po' letterario. Io ho finito i miei minuti? Ho ancora qualche minuto. Allora, adesso vi racconto una sola storia, ma una storia importante. La storia di Expo 2015. La più grande esposizione di questo secolo in Italia, dedicata all'alimentazione. Vi ricordate? L'argomento era il food. Ebbene, c'è un metaverso di Expo 2015. Nutrire il pianeta, energia per la vita, era lo slogan dell'Expo, e in realtà è stata anche l'origine, in un certo senso, del metaverso in Italia. In un certo senso. E vi racconto perché. Allora, abbiamo iniziato facendo un prototipo, un'app del 2012, e Expo ci chiese, noi abbiamo realizzato la piattaforma ufficiale di Expo, come facciamo a presentare l'Expo nel 2014? Vi ricordate? Non ci sarà nemmeno, nessuno riuscirà a farlo, non si aprirà mai l'Expo, c'era questo tipo di ipotesi. No, abbiamo fatto un viaggio nel futuro, abbiamo preso delle cose. C'era una cosa che abbiamo visto su Kickstarter, è una piattaforma dove mettono sugli inventori delle cose, cercano di raccogliere fondi, si chiamava Oculus, ci ha incuriosito, l'abbiamo comprato, l'abbiamo portato in Expo, usiamo questa roba per far vedere un viaggio virtuale di come sarà a tutti i paesi partecipanti, era un metaverso, nel 2014, ok? Oculus, lo sapete, oggi è il Meta, no? Il visore di realtà virtuale, il primo, e l'abbiamo fatto. In realtà nel 2011 non abbiamo solo inventato Street View, abbiamo anche utilizzato per la prima volta il tablet come visore di realtà virtuale. Questo è Steve Jobs. Nel 2011 abbiamo creato un'app, si chiamava Roma Virtual History, di turismo, la prima in cui io potevo esplorare con il tablet, e Steve Jobs l'ha vista, non aveva mai visto una cosa così, e l'ha presentata e l'ha installata su tutti gli iPad, anche perché era già best seller negli Stati Uniti, top 10 nelle vendite. Quindi si può inventare tecnologia, non è solo una possibilità, diciamo, culturale o narrativa o accademica, ma si può sicuramente introdurre delle innovazioni. Quando Zuckerberg compra Oculus, non spende 400 euro come noi, spende 2 miliardi per comprare l'azienda, ok? Per spiegare cos'è la realtà virtuale a un pubblico che ancora non aveva mai sentito parlare di questa cosa, usa l'Italia. Questa è la sua presentazione. Wow, Italy is so beautiful. E crea
una sua descrizione in cui fa vedere un testo che parla delle Cinque Terre, poi un'immagine, poi un video e poi usa un filmato da elicottero a 360 gradi sulle Cinque Terre per far capire qual è la potenza del media immersivo. Ma se lui ha usato l'Italia, forse è bene che anche noi la usiamo, no? Cioè ce la facciamo fregare, no? Cioè abbiamo, diciamo, il testimonial fisico, il paese che qualcuno usa per raccontare la bellezza, forse è il caso che ci svegliamo. Quindi, finisco la storia rapidamente, nel 2014 a tutti i paesi del mondo presentiamo questa cosa che sarà Expo 2015, la facciamo vedere, quindi è un viaggio nel futuro. Durante l'Expo abbiamo circa 1 milione di persone con visori di realtà virtuale nel 2015, in tutte le app realizzate per Expo, Francia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Qatar, Turchia, questa è l'Uganda, e quindi abbiamo capito e sperimentato sul campo cos'era il potenziale della realtà virtuale, ma su larga scala, 1 milione di persone. Abbiamo capito tante cose che forse molti ancora oggi non hanno capito, ma semplicemente perché non hanno avuto l'opportunità di provarlo con 1 milione di persone, in un luogo ristretto, controllabile. Tra queste c'erano anche i bambini del reparto oncologico di Milano a cui è stato portato il visore per poter visitare l'Expo, visto che non potevano farlo. E questa è un'altra implicazione del metaverso sociale. Ecco, allora, oggi è ancora possibile visitare Expo 2015. È una storia strana perché Expo ha chiuso, la società non c'è più, il marchio non è di nessuno. Quindi abbiamo voluto però mantenerlo sui nostri server. Quindi dal sito di Carrara Lab è l'unico posto di accesso a cui si entra nel metaverso, che fa parte della nostra piattaforma di realtà virtuale per le scuole, che contiene una XRpedia, le migliori risorse al mondo, tra cui questa di virtuali per l'apprendimento. Ma contiene anche una XR Library, contenuti che possono essere non solo fruiti, ma anche rielaborati da voi o creati. E questa piattaforma la stiamo proponendo alle scuole oggi in Italia. Abbiamo 255 scuole che l'hanno prenotata, 50 rivenditori che in 2 mesi si sono offerti di distribuirla e stiamo creando workshop. Domani saremo in Piemonte, in Lombardia, poi andremo in tutte le regioni. Credo che creeremo una case history internazionale. Ne abbiamo parlato con la Commissione Europea venerdì prima di rilasciarci. Il prossimo tema sarà l'educazione. Noi vogliamo creare una case history in Italia con una piattaforma avanzatissima di formazione immersiva e da qui portarla in Europa e nel mondo. Questa è la sfida che noi vogliamo raggiungere e con gli istituti alberghieri abbiamo trovato un'affinità. E devo dire che stiamo procedendo qui a Vittorio Veneto e anche con altri. Abbiamo anche parlato con la rete nazionale. Creare un'esperienza nuova, usare le tecnologie con una finalità umanistica, una finalità a favore e non sostitutiva della persona, che possa supportarvi e magari insegnarvi anche un mestiere, perché no? Noi abbiamo creato il primo corso sul metaverso in Italia, abbiamo formato persone che si occupano di questo e quindi creiamo che anche questa competenza sarà una di quelle che serviranno nelle professioni del futuro. Il sito qui non si linka, comunque fidatevi, c'è. Grazie. Posso aggiungere che il digitale non è solo una questione tecnologica, ma è proprio un modo di essere, no? Ne parlavamo prima. Un conto è puntualizzare sul metaverso, altra questione ed è il tono inquietante a cui mi riferivo, no? Aprendo questa tavola rotonda, questo convegno. Il tono inquietante deriva, dottor Carraro, dall'intelligenza artificiale, che è tutt'altra questione, giusto? E magari sarà tema di un prossimo convegno. Ora affido a Giorgia Flaminia, la coordinatrice nazionale della segreteria tecnica del corpo ispettivo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, le conclusioni di questa mattinata. Bene, mi avete dato un compito non semplice, perché quello che abbiamo sentito qui questa mattina è stato di grande interesse. Io cerco di essere velocissima
e di non annoiarvi sostanzialmente, non ripetendo quello che già avete sentito, ma puntualizzando le cose che hanno colpito me, che vengo da un mondo molto diverso rispetto a quello dell'enogastronomia, il mondo della istruzione artistica. Ma io ho ritrovato dei fili che collegano tutto questo. Il primo filo è quello del progetto. Vi è stato detto questa mattina che è importante per ogni cosa che vi riguardi la progettazione, una progettazione ben strutturata. Ecco, questo vi fa capire quanta cultura e quanta conoscenza c'è dietro quello che voi state studiando, dietro il mondo in cui vi volete inserire, dietro quella speciale parte dell'attività umana a cui avete dedicato il vostro studio. Io parlo ai ragazzi innanzitutto, naturalmente anche ai docenti. Ecco, se vi hanno raccontato che andavate a fare una scuola facile, dove sareste stati semplicemente messi in grado di attuare delle pratiche operative, ecco, vi hanno raccontato una cosa sbagliata. Quello che abbiamo sentito questa mattina vi fa capire quanta cultura c'è dietro quello che state imparando a fare e dietro quello che io spero potrà essere il mestiere che vi darà realizzazione e compimento nella vita. Ci sentiamo dire spesso che viviamo nella società della conoscenza. Allora vedete quanta conoscenza c'è dietro le persone che sono tutte persone di rilievo, di successo nei diversi campi in cui operano. Questo significa che vi dovete costruire, che dovete costruire voi stessi attraverso un insieme di conoscenze, fare il vostro progetto sulla vostra vita, sul vostro lavoro, unendo e mixando tutta una serie di conoscenze che vi possano portare ad essere efficaci, e questo sotto la guida dei vostri insegnanti per ora, e poi piano piano, se vorrete continuare a studiare, sotto la guida di altri insegnanti, di altri mentori, ma mettendoci voi per primi le vostre risorse. C'è un libro che a me piace molto, che è un libro di qualche anno fa, di uno scrittore americano che si chiama, di un saggista americano che si chiama Howard Gardner, famoso per un altro suo libro intitolato Forme Mentis, che è un libro che ci dice che ci sono tanti tipi di intelligenze diverse, ma il libro di cui parlo io si intitola 5 chiavi per il futuro, e in inglese, fra parentesi, una conoscenza che non può mancare nel vostro set mentale, si chiama 5 Minds for the Future, 5 menti per il futuro. E quali sono le indicazioni per avere successo che dava questo studioso nel 2015, quindi diverso tempo fa, ma con una grande intuizione? Innanzitutto la testa disciplinare, l'intelligenza disciplinare, bisogna dominare un campo di conoscenza. Per voi il campo di conoscenza sarà il food, sarà il beverage, sarà l'accoglienza, sarà comunque il campo di conoscenza di specialità che voi avete scelto. Ma seconda, poi c'è un'intelligenza sintetica, la capacità di mettere insieme più campi di intelligenza. Non tutti li potremo dominare, ma dobbiamo capire e cogliere le connessioni e dobbiamo mettere insieme, come avete visto nella cultura di progetto, una serie di elementi disciplinari diversi. Qui parlo ai docenti, non a caso nell'istruzione professionale, che è il livello più avanzato di istruzione che abbiamo nell'ordinamento, si è chiesto ai docenti di lavorare in modo interdisciplinare, di lavorare in connessione, quindi un'intelligenza sintetica, capace di cogliere da diversi campi disciplinari, di mettere insieme. Poi un'intelligenza creativa, la capacità di intuire dove andare, ma nel modo in cui è giusto intendere la creatività. Vedete, un grande
designer Bruno Munari diceva: non dobbiamo promuovere nella scuola progettisti romantici, ma progettisti professionali. Il progettista romantico si innamora dell'idea, è alla ricerca della grande intuizione. Beh, non si va avanti soltanto con l'intuizione, con l'idea, non si inventa ogni giorno, si va avanti attraverso un lavoro di costruzione, attraverso una logica costruttiva che richiede ovviamente tanta conoscenza sottostante. E poi le ultime due intelligenze sono l'intelligenza rispettosa, perché viviamo in un mondo in cui il rispetto per tutte le persone, per tutte le diversità che ci arricchiscono e che rendono tanto complessa la società, è diventata un'intelligenza fondamentale. E quell'ultima è l'intelligenza etica, e ne abbiamo sentito parlare tantissimo oggi, l'intelligenza che volge alla sostenibilità, al rispetto per tutta la realtà in cui siamo immersi. Ecco, io vi auguro a chiusura di questo convegno di avere colto degli spunti belli per il vostro futuro, perché noi ci ritroviamo fra le mani, questo l'ho capito bene e l'abbiamo credo capito bene tutti, una ricchezza non delocalizzabile che ci può consentire di costruire qua il vostro futuro ed un futuro di successo, ma si tratta di saper utilizzare bene le risorse che avete, che sono le risorse dell'intelligenza naturale, perché l'intelligenza artificiale è guidata, costruita, pensata, progettata e deve essere utilizzata dall'intelligenza umana, che è alla base di tutti. E quindi io vi auguro di saper sfruttare al meglio quello che avete appreso oggi per costruire per noi, per voi, per questo Paese un futuro che vi veda protagonisti qui in questo Paese, che merita veramente una generazione creativa, attiva, che non vada fuori a portare le nostre ricchezze, ma che ci aiuti a crescere come Paese. Mi sembra un applauso anche affettuoso, no? Allora, vediamo se siete stati attenti, perché ora io, siccome abbiamo il tempo, adesso passerei a interrogarvi. No, scherzo. Scherzo. Però se qualcuno di voi avesse una domanda, no. Non ci sono domande. Vabbè, se non ci sono domande vado a chiudere. Allora, si è parlato oggi di tante cose. Puntualizzo, ma veramente sono brevissima. Si è parlato di creatività, di cultura, di intelligenza. Io aggiungo di fare e saper fare, che è quello che dovete imparare voi, no? Di creatività, come si sta in sala e bar, insomma l'abbiamo sentito anche oggi. Aggiungo una parola e mi permetto di aggiungere un termine che mi piace molto, che è magia. Soprattutto per quanti di voi lavoreranno in cucina, perché, e adesso cito una frase che mi piace molto, di uno scrittore di cui non ricordo più il nome, non è uno scrittore famoso, ma che ha scritto di cucina e diceva che cucinare è fare un po' il mago, perché si tratta di prendere cose semplici e di trasformarle in qualcos'altro, e quella è magia. Mi fermo qui, grazie alla capo ispettrice del Ministero che ci ha onorato della sua presenza, grazie mille, arrivata da Roma per noi.
Giorgia Flaminia, grazie ai relatori, Roberta Garibaldi, Antonio Montanari, Marta Cottarella, Anna Maria Pellegrino, Gualtiero Carraro, le autorità che sono intervenute. Un grazie particolare, permettetemelo, sta lavorando davvero molto, a Federico Campodall'Orto e a tutto il suo team per la regia, per i video, per il lavoro che comincerà da oggi pomeriggio, perché con 3 regie in contemporanea potremmo seguire tutte le fasi della gara che sta per entrare nel vivo. Quindi grazie agli studenti del Beltrame, al dirigente, a tutti i professori. Per loro il lavoro non è ancora finito. L'ultimo grazie va ai partner, ai sostenitori, a quelli che hanno contribuito e contribuiscono al successo di questa iniziativa, ma non solo. Ascolding, Banca Prealpi San Biagio, Castelbrando, Electrolux, la Primavera del Prosecco Superiore, Savno, Colline, Conegliano Valdobbiadene UNESCO, Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto e Renaia, la rete nazionale degli istituti alberghieri. Davvero grazie a tutti voi e buon pomeriggio, buona giornata, ma insomma siamo ormai entrati nel pomeriggio.